Buongiorno a tutti e benvenuti a Sveglia Trieste. Gli ospiti di oggi saranno Anastasia Doglia di Forza Italia della quarta circoscrizione e Igor Gabrovec, sindaco di Duino Auresina. Come sempre potete parlare con loro, fare le vostre domande oppure le vostre segnalazioni chiamandoci qui alla diretta oppure scrivendoci una mail. Poi avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa nella prima ora della trasmissione, ma cominciamo subito con le previsioni del tempo. Diamo uno sguardo al sito dell'Osmeralpa regionale per vedere la situazione generale. Allora, oggi un promontorio anticiclonico favorirà condizioni abbastanza stabili sulla regione. Domani invece passerà un fronte atlantico. Al mattino oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutte le zone. Nel pomeriggio sulla zona montana variabile con la possibilità di qualche rovescio. Sulla costa venti a regime di brezza. Domani invece venerdì 5 giugno cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse da moderate ad abbondanti, localmente anche intense e temporalesche, specie in pianure sulle prealpi. Sulla costa soffierà moderato vento da sud al mattino, bora moderata in serata, in giornata miglioramento sulle zone occidentali, in serata anche sulle altre zone. Vediamo sabato, su pianura e costa cielo poco nuvoloso, sulla zona montana da poco nuvoloso a variabile con bassa probabilità di qualche pioggia al pomeriggio, al mattino sulla costa soffierà bora moderata in giornata venti a regime di brezza. E poi ancora domenica 7. Vediamo cielo sereno, poco nuvoloso con venti a regime di brezza, quindi un miglioramento in tendenza per sabato e domenica. La giornata brutta sarà quella di venerdì 5 di domani. Allora, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola quest'oggi. Andiamo a vedere il piccolo di Trieste, l'edizione di Trieste. Allora, si dà conto del raddoppio, via il raddoppio della centrale di Krško, il nucleare priorità del nuovo governo sloveno, pronti a una legge speciale dedicata al potenziamento della centrale. La regione Friuli Venezia Giulia ci opporremo. Il nuovo governo sloveno mira ad accelerare le procedure di realizzazione del secondo reattore della centrale di Krško nell'ambito di una politica energetica nazionale che asseritamente dovrà allontanarsi dai principi di un passato presunto iperattivismo green. È la linea dello Janša 4 ad annunciarla e il prossimo titolare del Ministero dell'Energia e delle Infrastrutture, Jernej Vrtovec, leader di Nuova Slovenia. Istruzione in Friuli Venezia Giulia, ufficio scolastico, la direzione è ancora vacante, ma il nome c'è. Congresso Friuli Venezia Giulia, Forza Italia al voto il 19 giugno, la segretaria Savino verso la conferma. Vediamo le cronache, il cedimento a Muggia, scoppia una tubatura, Muggia senza acqua, aiuti da Capodistria. Migranti, controlli contabili, la Guardia di Finanza ispeziona gli uffici dell'ICS. L'asta Oscar Damiani fa suo il De-Chirico dedicato al Paron. Stop o avanti, il caso Vovia di Piazza chiede pareri ai tecnici. Vediamo ancora suicidio assistito, Svizzera per una donna triestina, la Sugi aveva negato l'iter. Istruzione in Friuli Venezia Giulia l'abbiamo già visto, ma non abbiamo visto ancora questa notizia, fotonotizia, gang in azione in Baia, rapinati 20 ragazzini a Sistiana, la terrazza del locale, vediamo teatro delle rapine. Triestina, la ripartenza, credibili e competitivi, obiettivi, pagare i debiti e rimanere al Rocco. Per quanto riguarda il calcio, ieri l'ha detto il nuovo DG a Daniello. Basket, lo scenario Pal Trieste in bilico tra la Serie A e la A2. Qui vediamo i veri scossoni alla prossima Serie A, si avvertono dietro le quinte nel frenetico mercato dei titoli sportivi che sta stravolgendo il basket italiano e che coinvolge Trieste, Brescia, Roma, Torino. Vediamo ancora, parla il ministro Piantedosi, l'Italia non rinuncia ai controlli sul confine, ancora in retroscena quella flessibilità condizionata che accontenta più l'Unione Europea dell'Italia. L'analisi, giusto tutelare i datori di lavoro più attivi contro gli infortuni. Dal 12 al 14 giugno Gorizia Book Week, 3 giorni di libri e autori senza confine. Poi in Istria e Dalmazia la Croazia rincara i permessi di pesca, tutte le tariffe. Vediamo ancora la prima pagina dell'edizione di Gorizia Monfalcone.
Vediamo che ci sono ancora i bivacchi in piazza alla Casa Rossa, schierati i vigili, bivacchi di migranti che dormono proprio sotto il nuovo monumento riqualificante della piazza della Casa Rossa. Monfalcone, fondi tagli affitti, sì alle domande di 623 famiglie. E sempre a Monfalcone, ecco come vorrei fosse la mia città, le idee dei liceali. Poi Cormons, il demanio vende 4 caserme e le ex fornaci. Ancora andiamo a vedere gli altri quotidiani che sono in edicola questa mattina. Cominciamo con il Corriere della Sera, come facciamo sempre, poi andremo via via agli altri. Energia, così l'aiuto europeo, re iraniano in Kuwait, un morto. Trump, ho detto pazzo a Bibi, vedrò Khamenei. Poi il sì alla deroga sulla flessibilità e le 6 raccomandazioni. Meloni, abbiamo indicato la strada. Vediamo l'attacco dell'Ucraina nella città dello zar, i droni su San Pietroburgo. Un'analisi sul nuovo mondo se i poveri diventano più poveri di Beppe Severnini. Poi la Camera USA vota per il ritiro delle truppe con 4 repubblicani e poi in un'alleanza si media, ma è una necessità investire sulla difesa. L'intervista a Guerini, braccianti, violenza inaudita, c'è un muro di omertà, dice il procuratore. Ancora la PG, falsità su Minetti, la grazia non va rivista e lei ora chiede i danni. Nordio soddisfatto, la vicenda si chiude. Le frasi su Gaza, De Luca escluso dal festival, io invulnerabile, a Salerno letteratura. Vediamo un italiano in finale a Roland Garros, il penultimo atto sarà un altro derby, Arnaldi-Cobolli. Vediamo altri quotidiani. Allora, Libero, gli italiani non disertano, la diretta TV della parata del 2 giugno fa il 44% di share. Il finto scoop sul caso Minetti, le toghe affondano Travaglio. La procura di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole. Uscite notizie non vere, richiesta di risarcimento al fatto di 250 milioni. Nessi Guerra, io condannata per adulterio, femministe mute, condannata in Egitto. E poi caso Floyd, al contrario, Boldrini & Co, inginocchiatevi anche per lui. Il Sole 24 Ore, l'Iran attacca l'aeroporto internazionale in Kuwait, Libano, IDF fa 9 morti. Auto aziendali, ecco le nuove regole, la riforma fiscale, atteso oggi all'esame del Consiglio dei Ministri il decreto correttivo omnibus, tasse più alte del 50% per diesel e benzina sopra i 5 anni. Rivisto il fringe benefit, tassazione più leggera delle plusvalenze sui crediti di imposta dei professionisti. Ancora energia ok dell'Unione Europea, la flessibilità utilizzabile dal 26 al 28. Il Domani, il governo esulta per l'energia ma l'Unione Europea no a tagli alle accise. L'Ucraina reagisce ai massacri di Putin e attacca con i droni il cuore di San Pietroburgo. Minetti rigraziata, scoop non veri, adozione irregolare, la PG smentiti festini con escort. Vediamo il Giornale, perché i droni ucraini su San Pietroburgo colpiscono Putin, ma anche l'Europa, il mito di Leningrado, raid nel giorno della Davos russa, un attacco simbolico pesantissimo. E poi soldi per l'energia, vince l'Italia, l'Unione dà il via libera. E ancora grazie a regolare la procura affossa il fatto sulla Minetti. Vediamo la Repubblica, energia più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta. Crescita e sviluppo, un programma per l'alternativa, in regola la grazia Minetti. La procura conferma il parere positivo, false notizie sui festini.
Andiamo a vedere proprio, allora ancora la stampa, la vendetta di Zelensky, colpita San Pietroburgo, Iran trattativa tra le bombe, Trump a Khamenei, voglio incontrarti, pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 vittime. E poi generazione azzurra, tennis Cobolli in semifinale a Parigi con Arnaldi, calcio Pio Esposito piega il Lussemburgo, l'inchiesta, le foto dell'orrore su Beatrice, la mamma crolla, non sono stata io. E ancora il Fatto Quotidiano, vediamo l'Unione Europea striglia Meloni, lei esulta e Pichetto Fratin la smentisce. Poi troppa grazia, il PG smentisce la testimone senza sentirla, le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, attacco al fatto, nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e gli altri testi. Alla procura bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Questa è la lettura naturalmente del Fatto Quotidiano. Allora andiamo a vedere il Piccolo di Trieste, torniamo appunto tra le pagine del Piccolo per l'analisi della scuola, ufficio scolastico vacante, l'allarme dei sindacati. Si entra nel periodo più caldo per gli ex provveditorati, CGIL non vorremmo fossero in corso diatribe politiche. L'assessore Rosoleni, il nome c'è, segue il normale iter. La preoccupazione di CISL e UIL, taglio dei bidelli in 52 istituti. Istruzione sempre in Friuli Venezia Giulia in questa analisi oggi del Piccolo, il piano estate di Val di Tara usato per i corsi di recupero, se no non viene nessuno. Lo spauracchio del caldo nelle aule, più climatizzatori nei centri estivi. La misura del gruppo di Fratelli d'Italia in regione con l'ok di Amirante regalerà fresco a 30.000 bambini. Allora andiamo rapidamente, qui siamo all'attualità, ok alla deroga, l'Unione Europea dice sì al governo, approvata quindi la richiesta, l'abbiamo già visto su tutti gli altri giornali, per affrontare il caro energia, arriva però anche un pacchetto di richiami all'esecutivo, conti pubblici, salari, povertà, fisco e pensioni nel mirino. Dombrovskis, mi aspetto che Roma attivi la clausola. L'Europa vuole in cambio la riforma del catasto e la benzina ora può salire, le conseguenze della flessibilità condizionata, autorizzata da Bruxelles. Senza taglio delle accise è prevedibile un aumento dei prezzi alla pompa, lunga lista di riforme auspicate dalla sanità alle pensioni alla burocrazia. Meloni esulta, l'Italia ha indicato la strada all'Unione Europea. Vediamo la questione invece dei confini, monito Unione Europea sui controlli, Piantedosi tira dritto, pilastro fondamentale per il titolare del Viminale, la misura prorogata di altri 6 mesi fino a dicembre è strategica anche su scala europea, soprattutto in chiave antiterrorismo. Dallo stop a Schengen, 600 segnalati per rischi gravi, tra cui radicalizzazione. Ne abbiamo parlato anche noi della questione dei confini, appunto dei controlli ai confini, della sospensione del trattato di Schengen, ieri con un servizio, intervistando anche l'assessore regionale all'immigrazione Pierpaolo Roberti. Allora rivediamo insieme il servizio. Ieri la Commissione europea ha emesso intanto una raccomandazione per i paesi europei che hanno sospeso l'area di Schengen ormai dal 7 ottobre del 2023. È una raccomandazione che però parla di una ripresa graduale e progressiva della libera circolazione. Quindi innanzitutto bisognerà capire cosa vuol dire graduale e progressiva, e sicuramente questo non può voler dire una totale riapertura già a partire da quest'estate. Così l'assessore regionale della sicurezza Pierpaolo Roberti sulla richiesta di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere fatta dalla Commissione europea ai Paesi membri. La sospensione di Schengen è stata decisa nel 2023 a seguito dell'attentato di Hamas del 7 ottobre dello stesso anno, un dispositivo collegato al rischio di infiltrazioni terroristiche lungo la rotta balcanica. Il provvedimento in scadenza l'8 giugno è stato sempre prorogato e, stando a quanto comunicato dal ministro dell'Interno Piantedosi al recente incontro del gruppo Med9 di Rovigno, lo sarebbe stato
ancora una volta. Questo anche a fronte del recente bilancio snocciolato dallo stesso titolare del Viminale, che ha sottolineato i 648 arresti a seguito dei controlli, tra cui 277 passer, senza contare gli 11.000 stranieri irregolari rintracciati. Sono certo che l'utilità di Schengen c'è stata e lo dimostrano i numeri, il crollo degli arrivi dalla rotta balcanica e l'enorme impennata di arresti e di trafficanti di esseri umani, ma ci sono anche altri effetti positivi che questa sospensione ha avuto. Prima di tutto l'ingente rafforzamento degli uomini assegnati alla polizia di frontiera, in particolare alla polizia di frontiera di Trieste. Soltanto negli ultimi mesi oltre 60 agenti sono arrivati alla polizia di frontiera, e questo ci fa capire che il più tardi possibile, quando Schengen verrà ripristinata totalmente, comunque avremo delle forze in campo per poter svolgere dei controlli di retrovalico. Quello che interessa alle istituzioni e alla Regione Friuli Venezia Giulia è sicuramente quello di non riavere mai più quei numeri incredibili che abbiamo avuto negli anni passati, che fortunatamente oggi sono un ricordo, ma anzi di lavorare sempre di più perché quei numeri si riducano ancora. Allora, torniamo sui giornali e vediamo ancora nella vicina Slovenia energia, la svolta slovena, acceleriamo su Krško 2. Il neoministro Vrtovec, faremo una legge speciale e basta derive green. Scocimarro contrari, Gava chiede attenzione. Rosei si torna a investire sul nucleare pure in Italia. Ancora andiamo avanti, droni su San Pietroburgo, Kiev fa tremare la Davos russa, l'attacco sferrato nel primo giorno del forum economico internazionale. Secondo l'Ucraina sono stati centrati un terminal petrolifero e navi militari. Mosca la accusa invece di aver ucciso 8 civili su un pullman passeggeri. Rutte ai russi è una fregatura, morirete al fronte, dice il porta i fiori in memoria dei caduti a Kiev. Raffica di missili sul Golfo, Trump apre all'incontro con l'iraniano Khamenei, attaccata all'isola di Qassim, i droni iraniani all'aeroporto del Kuwait, ucciso un indiano residente nel paese, ferite almeno 63 persone. Il tycoon al New York Post, Teheran non si doterà dell'arma nucleare. Il presidente lancia il ticket per il 2028, Vance con Rubio, questa è la sua idea, insomma, per il futuro, per la sua successione. A Beirut regge la tregua, ma nel sud la guerra continua. La procura di Milano, su Minetti notizie false, nessuno stop alla Grazia, smentite le dichiarazioni sui festini con sesso e droga. Qui vediamo l'ex consigliere della regione Lombardia Nicole Minetti. Crack BPV, ridotta la pena di 4 mesi all'ex direttore generale Sorato. L'attualità, perché è giusto tutelare di più i datori di lavoro che cercano di evitare gli infortuni in azienda. La proposta di legge del governo ridisegna le responsabilità in materia. Ancora sempre sul piccolo, siamo alle pagine dell'Istria, Quarnero e Dalmazia. Per la pesca sportiva in Croazia, nuove regole e permessi più cari. Qui trovate tutti gli aumenti del costo dei permessi per la pesca sia giornaliera che periodica. Qui vediamo un'immagine di nonno e nipote mentre si dedicano alla pesca ricreativa. Ancora sempre nelle pagine della regione vediamo Forza Italia al voto per il segretario verso la conferma di Sandra Savino. Il 19 giugno il congresso, la maggioranza spinge l'uscente. Qui vediamo i consiglieri regionali di Forza Italia che ieri hanno fatto proprio un appello per che appunto l'attuale coordinatrice regionale Sandra Savino si ricandidi. Qui vediamo anche Futuro Nazionale, oggi sarà eletto il delegato del Friuli Venezia Giulia per Vannacci. Spese pazze in consiglio scagionato Narduzzi, Danilo Narduzzi lo vediamo in una foto d'archivio, l'ex consigliere regionale capogruppo della Lega Nord è stato prosciolto in Cassazione, la parola fine dopo 14 anni. Vediamo anche la vicenda, una nuova vicenda che interessa la nostra regione, in particolare una nuova donna triestina, Lucia, che
è morta in Svizzera. La SUGI le aveva negato il suicidio medico assistito. Si torna con la mente al caso di Martina Oppelli. La triestina, malata irreversibile di 80 anni, si è recata in una clinica elvetica accompagnata dagli attivisti di soccorso civile, come è accaduto proprio a Martina Oppelli. Attendeva da mesi la rivalutazione dell'ASL dopo il primo diniego del 2025. Per i medici dell'azienda sanitaria la donna non rispettava i criteri della sentenza del 2019 della consulta, alla quale si appellano appunto i volontari e gli avvocati dell'associazione Luca Coscioni, che oggi andranno a autodenunciarsi in questura, proprio come avevano fatto proprio nel caso di Martina Oppelli. Grado, stop all'ansia parcheggio, bus navetta gratis nei weekend. Unicredit scala l'Europa con la sfida su Commerz, la banca terza per capitalizzazione di borsa, i tedeschi quote fuorvianti. Questa è la notizia principale dell'economia. Coin ricapitalizza e sigla con Mango, invece per quanto riguarda le grandi catene di vestiario. Dal turismo agli immobili, la app dei gemelli digitali. La startup triestina Digital Districts combina tecnologie laser e droni per riprodurre accurati modelli di beni artistici, hotel e alloggi in vendita. Andiamo a vedere ancora la pagina di Trieste, proprio mendicanti e venditori abusivi, gli esercenti è un problema. L'ONS della FIPE dice alcuni arrivano da fuori, ci sono già stati dei furti nei locali. L'assessore De Gavardo, controlli, sanzioni e sequestri, la tensione è alta. Il comandante Milocchi, col boom del turismo più questuanti e ambulanti. Il DASPO urbano e le zone dove è possibile adottarlo. C'è un'analisi su questo fenomeno. Elemosina vietata davanti alla stazione e agli ospedali. E si torna a parlare di cabinovia in bilico tra strappi interni e rischio di penali. La parola ai tecnici. Dopo lo stop forzista, Di Piazza valuta il da farsi con i dirigenti. L'abbiamo intervistato noi ieri, il sindaco di Piazza, allora sentiamo che cosa ha detto al microfono di Marco Stabile. Comunque vediamo cosa ci dice il Consiglio di Stato, nel frattempo sto lavorando e vediamo cosa succede. Lavorando a possibili alternative, diciamo così. Lavorando anche a possibili alternative su Montegrisa. Si tratta ovviamente solo di un'ipotesi di lavoro e non di una precisa e acquisita modifica progettuale, ma il sindaco di Piazza ha chiesto agli uffici un preciso approfondimento in materia. L'idea è quella di evitare per la cabinovia il tratto in salita in parallelo al Faro della Vittoria e spostare l'asse verso Montegrisa, dove verrebbero sfruttati gli attuali grandi piazzali retrostanti al Tempio Mariano per realizzare una grande area di parcheggio, ipoteticamente anche multipiano. Inutile aggiungere ulteriori suggestioni perché non è ancora possibile farlo. Di certo l'obiettivo sarebbe quello di attraversare un tratto a carattere di minore densità abitativa. Come farlo nella pratica è ancora tutto da studiare. Il tracciato peraltro andrebbe ad attraversare un'altra ZPS, zona a protezione speciale, dunque con vincoli da superare analoghi a quelli che sono stati affrontati nel caso del tratto da Bovedo a Opicina. Fatto sta, l'ipotesi è sul tavolo di lavoro dell'amministrazione. Intanto, ovviamente, il Comune di Trieste, dopo la vittoria al TAR del Lazio sugli oltre 48 milioni stanziati dal ministro Salvini con fondi del governo in sostituzione a quelli del PNRR, dovrà comunque attendere l'esito del ricorso presentato al Consiglio di Stato, sia per quanto riguarda la procedura di vinca di terzo livello della Regione che per la VAS della stessa amministrazione comunale. Ho detto che è una grande opportunità per la mia città. Pensate, io abito a Grignano da 25 anni sempre in fila, per cui potrebbe essere veramente un qualcosa anche di aiuto per il traffico. Adesso vediamo, c'è ancora il Consiglio di Stato, sai che in Italia abbiamo la burocrazia che è una cosa folle, una roba da non credere. Allora, torniamo sempre su questo argomento sul giornale. Per concludere poi ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale. Fedriga, responsabile, la chiuda qui, questa telenovela danneggia la città, dicono in coro gli esponenti dell'opposizione. L'opposizione attacca, su Ovovia colpe gravi, i triestini hanno pagato troppo. Allora, come dicevo, ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono il vice ispettore Lorenzo Catanzaro. Buongiorno.
Dottoressa Buccarella, buongiorno a lei e a tutte le persone che sono stamattina in ascolto. Serata e notte sono trascorse in maniera abbastanza tranquilla. Abbiamo avuto un paio di lievi sinistri, uno ieri sera in Largo Santos e uno di primo mattino, stamattina verso le 5 in via Gatteri. Comunque il primo si è risolto con un lieve ferito, il secondo si sono messi anche d'accordo, quindi bene così. Piuttosto siamo dovuti intervenire ieri sera in tarda serata in salita di Greta verso Strada del Friuli per rimozioni relative alle asfaltature. Infatti a tal proposito invitiamo sempre la cittadinanza, soprattutto in questo periodo, a prestare particolare attenzione in merito, in quanto si sono iniziati da un po' i lavori di asfaltatura nelle varie zone della città e come al solito si collocano i divieti per permettere le attività di asfaltatura in loco. Per l'agenda di oggi possiamo dire in città abbiamo l'iniziativa del movimento Non Una di Meno che organizzerà un presidio in via Giulia 75 questo pomeriggio alle 16 per informare e sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. E fino al 7 giugno ricordiamo il crocevia di culture, la manifestazione con visite guidate, passeggiate e degustazione di prodotti in via Bedini in piazza Ponte Rosso. Per quanto riguarda la Galleria Carso è aperta, sarà richiusa in direzione Trieste dal giorno 9 fino al giorno 14 e poi faranno ancora un po' di aperture e chiusure fino entro il 2 luglio in cui si spera verrà riaperta in maniera definitiva. Per la giornata di oggi non avrei altre segnalazioni al momento, ci sono i colleghi del prossimo turno che daranno gli aggiornamenti. Benissimo, allora sia a lei che ai suoi colleghi buona giornata e buon lavoro. Grazie altrettanto, buona giornata. Grazie. Noi proseguiamo. C'è una notizia che troviamo sul Basket Magazine che riguarda anche la pallacanestro Trieste, la leggiamo insieme in diretta. Allora Matjasic scatena l'effetto domino, accordo imminente per il trasferimento di Brescia a Roma con i lombardi che ripartirebbero dalla Serie A2 con il titolo di Torino. Per Trieste il futuro rimane un'incognita, questo il titolo appunto su Basket Magazine. Torniamo sul piccolo per quest'altra notizia che abbiamo trattato anche noi ieri. Guardia di Finanza all'ICS, al setaccio la contabilità delle risorse pubbliche per il sostegno ai migranti. Gli accertamenti in corso sono di natura amministrativa e non penale, come abbiamo chiarito anche noi nel servizio. Allora rivediamolo insieme. I conti dell'ICS sotto la lente delle fiamme gialle. Il consorzio di solidarietà che a Trieste si occupa di accoglienza dei richiedenti asilo è stato controllato nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza. Secondo quanto riporta l'ANSA che ha diffuso la notizia, si tratta di un intervento di natura amministrativa e non vi sono persone indagate e neppure violazioni contestate. Una normale attività di controllo che, secondo quanto appreso dagli ambienti investigativi, mirerebbe a verificare la regolarità delle erogazioni pubbliche per milioni di euro che il consorzio percepisce da enti pubblici statali e locali per condurre le proprie attività per l'accoglienza e l'integrazione dei richiedenti asilo, rifugiati e protezione internazionale. Come noto, ICS opera in programmi d'accoglienza diffusa mediante la gestione di appartamenti a Trieste, anche fornendo ai migranti assistenza specialistica per le procedure di richiesta asilo. Sul sito di ICS, nella sezione dedicata agli obblighi di trasparenza, vengono riportati i dati relativi al 24, in cui il consorzio ha ricevuto, gestendoli, circa 9 milioni e 500 mila euro. Interpellato da Tele4, il presidente Schiavone ha confermato che le fiamme gialle hanno richiesto di accedere alla documentazione amministrativa e di inviare alcuni file via mail, cosa che è stata fatta nella massima trasparenza. Altre notizie di cronaca ancora sul piccolo, vediamo che c'è stato un brutto episodio tra venerdì e sabato nel weekend. Allora, studenti rapinati in discoteca alla festa di maturità a Sistiana, strappate le catenine d'oro al collo da gruppi di maranza attivi anche sulle rive e pronti a dileguarsi poi in mezzo alla folla. Già 16 le denunce presentate, le famiglie preoccupate, ogni weekend siamo in pensiero per i nostri ragazzi. E poi ancora
ancora i controlli, spaccio di droga e schiamazzi, piazza Oberdan monitorata. Qui vediamo l'immagine appunto del locale della discoteca interessata da questo fenomeno. Mi hanno afferrato la gola di spalle, la collana indossata non c'era più, tutto ciò accade da aprile, dice una vittima. Il gestore del locale, le forze dell'ordine hanno chiesto i documenti ad alcuni e voluto anche i video delle telecamere. La difesa personale insegnata da esperti e forze dell'ordine, l'iniziativa contro bullismo e violenza giovanile e microcriminalità tra minorenni, si è concluso il primo ciclo di incontri del progetto Oltre la paura, organizzato dalla palestra Audace di via di Campo Marzio 12. Ancora vediamo il De Chirico dedicato a Rocco, acquistato da Oscar Damiani. L'opera fa parte della collezione dell'ex giocatore e ora famoso procuratore. Qui vediamo l'immagine appunto con il quadro che si è aggiudicato. Ancora vediamo, oltre al disegno fatto dopo un derby, Milan-Inter, anche una scultura in metallo, l'altro lotto del Parone. Qui vediamo appunto Oscar Damiani, ex calciatore e oggi procuratore. Ancora invece Ponte Rosso, conquistata dalle nuove venderigole, il nostro spazio ideale. I primi 4 operatori in piazza, ma sabato cresceranno, accolti benissimo con l'indicazione di stalli e parcheggi, e i locali che si affacciano sulla piazza applaudono al ritorno. Quindi c'è uno storico ritorno delle cosiddette venderigole. Quella fioraia anima storica di nome Wanda, finalmente, dice, c'è questo ritorno proprio in piazza Ponte Rosso. Ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Sette e 34 del mattino. Bentornati a Sveglia Trieste, riprendiamo la nostra rassegna stampa con le notizie dalla regione. Ancora il vino del Papa nasce a Villa Russiz, un blend rosso in 5.000 bottiglie, la curiosità che troviamo nella pagina dell'economia. Il Vaticano lo userà in attesa della produzione della vigna voluta da Francesco. Andiamo invece alle pagine di Gorizia, Casarossa, migranti che dormono in strada, il sindaco manda i vigili. Ziberna, più controlli di notte per rispettare l'ordinanza anti-bivacchi. Il problema è aumentato con la cessazione dell'emergenza freddo. Più di qualcuno invoca lo spostamento dell'ufficio immigrazione. Vediamo qui più controlli finché il piazzale della Casarossa non diventi luogo di bivacchi, trattandosi di un'area ristrutturata grazie a 3,3 milioni per finalità turistiche. Ad annunciare la stretta è il sindaco Ziberna. Qui vediamo l'opera che ha riqualificato un po', non soltanto questa, ma un po' tutta la zona della Casarossa. Comune, record di fondi al welfare romano, ma pochi chiedono aiuto. L'assessore invita a segnalare situazioni di disagio creando una rete solidale. Sono circa 2.000 le persone che hanno bussato alle porte della Caritas diocesana. Cortili e aree verdi ideati dagli architetti di domani, le idee per Gorizia e Monfalcone dei giovani trionfatori del concorso ATER. Parcheggio di via Manzoni, chiusura fino al weekend, disagi del meteo alla realizzazione degli stalli. Appena verrà riaperta la struttura sarà dotata di un parchimetro. Andiamo ancora avanti, sempre nelle pagine del Piccolo. Aeroporto, prossimi eventi tra Metallica e Vasco Rossi. Bernardi raccoglie le idee. Il consigliere regionale ha lanciato un sondaggio sui social. Qualche appassionato sogna una reunion dei Pink Floyd, mentre altri citano Springsteen, Iron Maiden e Coldplay. La Costituzione in 4 lingue consegnata ai neodiciottenni. Poi ancora l'opposizione dice si convochi la commissione al decentramento. Per quanto riguarda invece la pagina di Monfalcone, vediamo i fondi taglia affitto, 623 famiglie ammesse, fabbisogno cresciuto fino a 1.774.000 euro. Sono i nuclei accettati
con riserva dal Comune, 70 le istanze respinte. Pompe di calore in caserma e all'asilo, sostituzione di impianti per la scuola materna di Via delle Mandrie e per il presidio dei Vigili del Fuoco, il rione centro ignaro del test al Patuna. Il giardino Patuna avrà un incontro con Fasan, il rione centro. MCS dice si sottrae spazio pubblico, l'ingresso del parco che il comune chiude per evitare il degrado. Ancora sempre nelle pagine dell'Isontino, slalom tra i birilli e cartelli per i chiusini rotti a Ronchi. Il comune preferisce mettere segnaletica anziché procedere alla loro sistemazione. Taglio del nastro oggi per la ciclabile del Trieste Airport. Oggi l'inaugurazione del nuovo tratto. Il consigliere regionale Enrico Bullian invita a risolvere delle criticità. E poi ancora trasporti sanitari e sociali. Hauser continua a esserci. Ci spostiamo a Staranzano, spazi attrezzati, sosta e verde. La Boschetta di Dobbia rinasce per aggregare il territorio. E ancora a Cormons, il demanio vuol vendere 4 caserme, terreni e l'ex Fornaci a Cormons. Vediamo ancora, torna il bus navetta dei fine settimana per spiagge e concerti. A Grado il servizio gratuito in tutti i weekend di luglio e agosto. Corse ogni 20 minuti tra i parcheggi di Sacca dei Moreri e le vicinanze degli ingressi alla spiaggia. Quindi vediamo qui uno dei mezzi impiegati da APT a Grado nel corso dell'estate. Quindi anche quest'anno i turisti e i pendolari che si recano a Grado in giornata per trascorrere alcune ore di sole e mare potranno tranquillamente parcheggiare nei grandi spazi di Sacca dei Moreri, da dove sarà possibile prendere il bus navetta che il comune mette a disposizione in modo gratuito. Un'iniziativa che si ripete da più anni, ottenendo sempre grande successo e raggiungendo un triplice scopo: agevolare i bagnanti, che così non devono perdere tempo per cercare un posto dove parcheggiare, ridurre l'inquinamento in centro causato proprio dalle auto in movimento e far lavorare i parcheggi che in fin dei conti, anche se i costi sono davvero minimi, incrementano i flussi di denaro nelle casse comunali. Allora, torniamo invece a Ligliano, parcheggi sotterranei di nuovo allagati a Pineta, vigili del fuoco intervenuti anche a Udine, Povoletto e Savogna. L'assessore dice le strade erano pulite. Ma torniamo, dicevo, sul piccolo di Trieste per altre notizie. Nuotatrice paralimpica premiata in municipio, Alessandra Tommasini, fra l'assessore Lodi e il sindaco di Piazza, è stata premiata ieri appunto in municipio al Salotto Azzurro. E poi borsa di studio in memoria di Adriana Fight in Knez, ieri è stata assegnata alla vincitrice Laura Manfrin, specializzanda in cardiologia. Ancora andiamo avanti sempre sul piccolo di Trieste, scoppio della conduttura Muggia resta senza acqua, salta l'asfalto in strada San Clemente, attivato rifornimento da Capodistria. Ne abbiamo parlato anche noi con una intervista, insomma una dichiarazione in presa diretta che ci ha inviato lo stesso sindaco di Muggia, Paolo Polidori, per avvisare i concittadini di quello che era successo. Allora, rivediamolo insieme. Zona San Clemente, che praticamente alla fine della grande viabilità, come si vede c'è una rottura importante della condotta idrica, e la principale che arriva a Muggia. Come vedete c'è acqua che esce in maniera importante e questo causa praticamente lo svuotamento del serbatoio, e quindi l'80% circa potenziale dell'acqua a Muggia in questo momento rischia di essere interrotta. Comunque c'è già la Cegas che sta lavorando e stanno ripristinando, e ovviamente il guasto lavoreranno anche di notte. Nel frattempo faranno un bypass, ecco, vedete addirittura che la pressione si è alzato il manto stradale, faranno un bypass con un'altra conduttura più piccola e quindi potrebbe essere che ci sia meno pressione, però lavoreranno anche di notte per riparare il guasto. La novità è che in supporto a questo bypass con la conduttura più piccola nostra, diciamo di Muggia, si utilizzerà l'acqua per la prima volta, forse l'acqua della Slovenia, grazie a quell'accordo che era stato fatto, siglato un paio d'anni fa con la Slovenia, appunto in casi di emergenza di poter utilizzare la loro rete idrica. Questa è una cosa
assolutamente nuova, però insomma torna utile in questo caso in maniera determinante. Quindi vi terremo aggiornati sulla situazione. Nel frattempo appunto stanno lavorando sul ripristino, sul bypass del collegamento, e quindi speriamo che questo non causi notevoli disagi, però insomma stiamo sul pezzo, sono tutti sul pezzo, e quindi ci aggiorneremo a breve. Allora andiamo avanti, sempre su Muggia, raddoppio della galleria vibrazioni sotto i limiti e l'esito dell'analisi del Politecnico di Torino sugli effetti dei lavori di allargamento e consolidamento, ne parleremo anche noi nel telegiornale di oggi. Poi ancora vediamo che ci sono nelle lettere anche la Fondazione CR Trieste che fa 2 nuovi bandi per il contrasto alla povertà e alla fragilità sociale, quindi la Fondazione CR Trieste rafforza le iniziative dedicate proprio al contrasto della povertà e della fragilità sociale con 2 bandi. Ne abbiamo parlato anche noi ieri con un servizio, rivediamolo insieme. La Fondazione CR Trieste rinnova il proprio impegno nel contrasto alla povertà e alla fragilità sociale, pubblicati 2 nuovi bandi, rafforzando così le iniziative dedicate al contrasto della povertà e alla fragilità sociale. Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a 500.000 euro, ripartiti equamente 250.000 euro per ciascuno. Il primo è il bando per il contrasto alla povertà, volto alla realizzazione di interventi e misure di contrasto alla povertà in linea con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile numero 1 e 2 dell'Agenda 2030. Il bando per il contrasto alla fragilità sociale è il secondo, volto alla realizzazione di interventi e misure di contrasto alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione sociolavorativa e integrazione degli immigrati. Possono partecipare ai bandi gli enti e le realtà associative senza scopo di lucro attivi nel settore del volontariato, nonché le aziende pubbliche di servizi alla persona operanti nel territorio dell'originaria provincia di Trieste, che intendono realizzare interventi da avviare successivamente alla comunicazione dell'esito del bando, indicativamente nel prossimo mese di settembre, da concludersi entro il 31/12/2027. Ciascun soggetto potrà presentare una sola richiesta per ciascun bando. Le domande, redatte sull'apposito modello disponibile sul sito www.fondazionecrtrieste.it nella sezione bandi, dovranno essere corredate della documentazione richiesta, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente e presentate entro le ore 12 di mercoledì 15 luglio 2026. Allora, torniamo sempre sul giornale, c'è un'altra notizia che vi abbiamo dato anche noi ieri. BioEst torna alla fiera dell'ambientalismo, è stata presentata ieri al caffè San Marco e torna nel prossimo fine settimana, il 6 e 7 giugno. Rivediamo insieme il servizio. BioEst torna sabato 6 e domenica 7 giugno nel Parco di San Giovanni a Trieste, la tradizionale fiera dei prodotti naturali e del biologico delle associazioni ambientaliste, culturali e del volontariato a ingresso libero, giunta alla 34esima edizione. 1 a 2 giorni di spettacoli teatrali, musica, animazione per i più piccoli, laboratori creativi, dibattiti e conferenze con la presenza di più di 100 espositori che faranno conoscere, provare e condividere i propri prodotti selezionati ed ecosolidali, alimentari, di biocosmesi, fitocosmesi, per il benessere e la salute o di finanza etica. 6-7 giugno nel Parco di San Giovanni, BioEst, 34esima edizione, tante novità, una festa da vivere tutto il giorno insieme a noi, dalle 10 di mattina fino alle 8 di sera. Novità quest'anno: abbiamo un'artigiana, una produttrice di scarpe con fibre naturali, quindi potremmo avere le scarpe fatte di buccia d'arancia oppure di petali di rosa, un elemento molto romantico ma anche poco costoso. Poi tra i vari artisti che si succederanno abbiamo teatranti o qualche musicante, ma soprattutto avremo la possibilità di sentire la musica con le piante attraverso un apparecchio che raccoglie gli stimoli della pianta. Alcuni musicisti canteranno e suoneranno e ci faranno sentire come suonano le piante nel parco.
Allora, torniamo ancora sui giornali, andiamo a vedere la pagina della cultura e spettacoli del Piccolo. Premio Strega, sono 6 finalisti dell'edizione numero 80. Al primo posto Michele Mari, seguito da Matteo Nucci e Bianca Pizzorno. In corsa anche Teresa Ciabatti, Alcide Pierantozzi e la padovana Elena Rui. Autori affermati e voci più nuove tra autofiction, storia e attualità. Vediamo il delitto di Gemona raccontato dalla giornalista Federica Angeli, il delitto terribile appunto di Gemona. In questo articolo di Margherita Reguiti è la prima narrazione ibrida a metà fra romanzo e saggio della giornalista Federica Angeli, nasce dal figlicidio di Gemona. La notte del 25 luglio 25 Lorena Veniero uccide il figlio Alessandro in concorso con la compagna Maylin Castro Monsalvo. Le donne di 62 e 31 anni sono accusate ree confesse di omicidio volontario, rischiano l'ergastolo, un caso di cronaca molto recente e terribile. Qui vediamo invece la nuova stagione dell'Armonia che punta sulle facce toste. È presentato il nuovo cartellone che prende il via con lo show Ocio alla Debegnac con Ariella Reggio. Vediamo insieme il nostro servizio. Non ha ancora archiviato i festeggiamenti per i 50 anni d'attività, ma la Contrada pensa già alla prossima stagione. Il ricco cartellone principale, presentato in anteprima oggi al Teatro Bobbio, prevede 12 spettacoli, di cui 5 sono produzioni originali Contrada, ai quali si affiancheranno numerosi fuori abbonamento ed eventi speciali. Di questi solo una parte è stata svelata, mentre l'offerta completa della stagione, intitolata Facce Toste, sarà rivelata il prossimo 1° settembre. Ma c'è già attesa per l'apertura della stagione dall'8 al 25 ottobre con la produzione di casa Ocio alla Debegnac con Ariella Reggio e scritta da Davide Calabrese. Si chiama Ocio alla Debegnac, ma Ocio veramente, perché vedremo che non c'entra molto la Debegnac, ma c'entra, diciamo, una lotta all'ultimo sangue, naturalmente una lotta psicologica fra due grandi interpreti che sono Ariella Reggio e Marzia Postogna, con tutto il resto della nostra compagnia, per il possesso di un luogo, vedremo. E poi oltre a questo il tema femminile è molto presente in questa campagna abbonamenti, in cui gli spettacoli sono incentrati sulle figure femminili, per esempio Scandalo con Anna Valle o La Bisbetica Domata, che invece è una nostra produzione con la Sandrelli. A proposito di questo, molte sono le produzioni, anche una nuovissima che ha come protagonista Claudio Gregori, facce toste, come avevo detto nel nostro claim, proprio a dire che sono facce che si imprimono nella mente e nello sguardo e che potremo vedere qui sul palco del nostro Teatro Bobbio. La novità di quest'anno è la possibilità di riconfermare i turni fissi già a partire da giugno, ottenendo un esclusivo vantaggio, un biglietto a soli 3 euro per uno tra gli eventi speciali. Dal 21 al 25 settembre parte la vendita dei nuovi abbonamenti, poi le prenotazioni dei turni liberi, la prevendita, il tutto senza ritocchi ai prezzi della passata stagione. Restiamo nella pagina della cultura, sempre del Piccolo, andiamo a vedere Gorizia, i libri passano il confine senza passaporti, ecco la Book Week 12-14 giugno, 3 giorni di storie senza frontiere, incontri gratuiti con grandi autori tra saggi, guide e narrativa in centro e in Slovenia, e la capitale europea della cultura che continua. Ieri la presentazione, filoni tematici differenti dalla scienza alla storia, l'America di Trump e gli intrecci vaticani. Mini guida agli ospiti dell'evento, in arrivo Galliano, Bianchini, Riva e non solo, sono solo alcuni dei nomi che vedremo alla Book Week. Vediamo anche tutto l'approfondimento, divulgatori esperti di geopolitica e moda, filosofi, narratrici e consigliere di Mattarella, insomma davvero tanti ospiti per questa iniziativa culturale a Gorizia. Poesia, teatro, musica, riparte la stagione dei laboratori al Miela. Poi ancora vediamo L'orso danzante di Francesco Boer e Le misurate utopie dell'architettura alla stazione Rogers. Ci avviciniamo ora invece alla
pagina dello sport, eccola qui, questa unione sarà credibile e competitiva, ha detto ieri il DG e presidente D'Aniello, sono a casa, ha detto, e massima trasparenza, dobbiamo conquistarci la fiducia, a giorni il DS poi il tecnico, l'obiettivo è giocare al Rocco. Rivediamo insieme il servizio di Bernardo Gulotta. La parola d'ordine scelta da Giuseppe D'Aniello per inaugurare il suo ritorno in casa triestina nel ruolo di direttore generale e presidente del Consiglio d'amministrazione è stata credibilità. Lo ha spiegato questa mattina nel corso della presentazione ufficiale allo Stadio Rocco, alla presenza di Marco Margiotta, socio di maggioranza del gruppo che controlla il club alabardato, tracciando le priorità di una società chiamata a risanare la propria situazione economica e organizzativa. A tal riguardo, sul fronte dei debiti è stata già avviata una procedura negoziata con il supporto di un legale e di un commercialista indipendenti, incaricati di predisporre un piano di rientro. Stando alle informazioni raccolte negli ultimi mesi, una grossa quota economica è stata già versata per coprire il buco di bilancio. Parliamo di circa 12 milioni di euro. Altri 6 dovrebbero chiudere le pendenze, con però anche un credito da riscattare da circa 3 milioni. Per quanto riguarda il Rocco, sono già stati effettuati 4 incontri con il Comune e le istituzioni per affrontare sia le pendenze pregresse sia le condizioni future di utilizzo dell'impianto. È in fase di definizione una fideiussione, un piano di rateizzazione in 6 anni del debito accumulato. Parallelamente prosegue il confronto per individuare una soluzione sostenibile per la permanenza della squadra nello stadio di Valmaura. Stiamo definendo un po' quelli che sono i termini, perché è volontà di tutti far giocare allo stadio Nero Rocco. Ho detto loro, dobbiamo fare un piano sostenibile, che altrimenti si arriverà a firmare una convenzione che l'anno prossimo non può essere pagata, perché un club che è in Serie D con dei ricavi che sono da Serie D non può permettersi quei costi, ma nemmeno in Serie C e nemmeno in Serie B. Riguardo il campionato di Serie D, D'Aniello ha assicurato che la prima squadra sarà competitiva e che il budget previsto è adeguato agli obiettivi, che non dovranno vivere l'ossessione di una promozione immediata, ma quella di un percorso virtuoso. La squadra che non deve vincere nessun campionato per forza in 1 anno, in 2 anni, 3 anni, sul limite, ma deve essere una squadra, deve essere la Triestina, cioè una squadra competitiva. Competitiva significa degna del nome che questo club porta, in termini di storicità, di blasone, di stadio, di città, di tutto. Poi sarete voi, quindi saranno loro i titolari del marchio, voi tifosi, a dirci vi siete rimeritati il marchio. Quindi noi non chiederemo niente. Io non ho detto, vabbè, rientro io, allora che facciamo? Il marchio lo riprendiamo? No, dobbiamo meritarlo. In merito alle scadenze federali del 16 giugno, il dirigente ha invitato alla tranquillità, garantendo che la società onorerà tutti gli impegni richiesti. Quanto all'inchiesta della Guardia di Finanza, la Triestina ribadisce e conferma la massima collaborazione con gli investigatori. Allora, torniamo ai temi ambientali. Come abbiamo visto in apertura del piccolo oggi, si parla nuovamente del raddoppio della centrale nucleare di Krško. Energia, la svolta slovena, acceleriamo su Krško 2. Il neoministro Vrtovec dice faremo una legge speciale e basta derive green. L'assessore all'ambiente della regione si è detto subito molto contrario per quanto riguarda appunto questo raddoppio delle centrali di Krško. Sarà inviata addirittura al Ministero una lettera, preoccupati per l'estensione del ciclo di vita della centrale, ha detto l'assessore Fabio Scocimaro, che ieri si è occupato però anche di un altro tipo di inquinamento, quello elettromagnetico, di cui ci chiedete spesso qui a Sveglia Trieste notizie, e ha dato i dati che sono molto tranquillizzanti per quanto riguarda appunto la presenza di inquinamento elettromagnetico a Trieste, in particolare dalle ultime rilevazioni che sono state fatte proprio sopra sul tetto del ricreatorio Cobolli. Vediamo il servizio. La situazione è ottima, nessuno sforamento in regione, l'anno scorso 2025, 2400 monitoraggi, 0 sforamenti, quindi mi sento di rassicurare tutti, non c'è nessun pericolo di inquinamento elettromagnetico. Parte dal ricreatorio Cobolli il nuovo progetto dell'ARPA dedicato al monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici generati dalle stazioni radiobase, con focus particolare sull'evoluzione delle reti di telefonia mobile e 5G.
L'occasione ha segnato il completamento del primo ciclo di rilievi con il ritiro della stazione di monitoraggio che ha inaugurato la campagna regionale e i risultati sono tranquillizzanti. Adesso abbiamo un progetto nuovo che ho finanziato per mettere le centraline fisse e non a spot, e quindi noi avremo, in questo caso finisce quasi un mese di sperimentazione qui al Cobolli di Trieste, ricreatorio, in cui in un posto fragile dove sono bambini, anziani che fanno ginnastica la mattina, bambini il pomeriggio che giocano e strutture ospedaliere qua vicino, si fa in continuo per verificare che tutti i 2400 monitoraggi che abbiamo fatto l'anno scorso siano ulteriormente garantiti. A fronte di 2400 misurazioni comunque puntuali che facciamo ogni anno, quindi circa 10 al giorno, abbiamo aggiunto anche monitorazione in continuo per circa un mesetto. La prima è qua a Trieste e ci conferma quelle che sono le nostre attività di prevenzione. Non ci sono problematiche, i valori sono molto bassi, veramente un ordine di grandezza sotto i limiti di legge, e questo ci fa stare sereni. Tutti i dati raccolti nel corso di questo nuovo progetto regionale saranno progressivamente elaborati in report tecnici e resi disponibili in formato digitale. Ci saranno altre postazioni? Sì, ne abbiamo 5 fisse, ovviamente stanno circa un mese l'una e quindi verranno utilizzate alla massima potenzialità del lavoro delle centraline per questo progetto, che per noi è importantissimo dare serenità, perché quando si conosce la situazione io credo che tutti siamo più sereni. Allora, è arrivata una telefonata, la sentiamo. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Lino, guardi, telefono per fare una segnalazione. Prego. Provare a chiedere, parlo di un altro tipo di inquinamento organico. Noi abitiamo zona via Buonarroti, via Petrarca, e effettivamente queste vie sono sempre molto usate purtroppo per portare appunto gli animali, che poveri non hanno colpa, ma vengono lasciate tutte tutto quello che fanno viene molto spesso lasciato lì, anche se sono vicini ai cassonetti, proprio le lasciano davanti alla porta di casa delle persone di noi che abitiamo qua. Ne ho parlato proprio ieri sera con alcuni dei miei vicini e vogliamo sapere se c'è un modo per contattare il comune, se si può venire a fare ogni tanto una pulizia, perché la via Petrarca poi quando viene estate è proprio c'è un odore pazzesco, e la nostra via Buonarroti, essendo una via un attimino più nascosta, ha questo problema. Il secondo punto era anche il fatto della zona via Vignola, via Livaditti, che è piena di buche. Noi purtroppo abbiamo un senso unico, praticamente eravate venuti anche voi per le 4, il suo collega, a vedere il discorso del senso unico in Buonarroti, e abbiamo questo problema di buche, che quindi per dover fare il giro per tornare a casa, sia chi è con lo scooter che chi è con la macchina, rischia di farsi male, insomma, ecco. Volevamo sapere a chi ci si può rivolgere, oppure se voi potete venire anche a fare un servizio, controllare. Praticamente non so se è presente la zona dove è il ricreatorio della chiesa di Via Rossetti, sì. Quella via là è completamente, ha proprio dei buchi, ma belli grandi proprio. Capito. Quindi se magari anche voi come Tele4 riuscite a fare un servizio, riuscite a venire a dare un'occhiata. Che zona è quella? Chiadino più o meno? Sì, brava, circa. Chiadino, Okay. Via Livaditti, via Vignola, queste Capito. zone qua, insomma. Va bene, magari cercheremo anche noi di venire a vedere la situazione, a fare un servizio e intanto magari appunto contattando anche direttamente forse la circoscrizione o comunque il servizio comunale, magari anche soltanto la polizia locale, non lo so esattamente, adesso magari ci informiamo meglio, ma comunque per vigilare sull'abbandono delle deiezioni forse anche la polizia locale direttamente. Io vi ringrazio, vi chiedo un'ultima cosa, se noi dobbiamo comunque mandare un'email, qualcosa al comune, a chi possiamo rivolgersi per poter far presente? Credo anche alle circoscrizioni magari più direttamente, la vostra dovrebbe essere la sesta se non mi sbaglio, però dovrei un attimo guardare quali sono i confini delle circoscrizioni. Mi fido di voi, aspetto che comunque magari voi fate un passo per venire a vedere, poi perché so che siete sempre presenti sul pezzo. Ecco. Va bene, ne parliamo anche con
la rappresentanza di un'altra circoscrizione, la quarta, fra poco sarà con noi Anastasia Doglia, magari continui a seguirci che magari cerchiamo di dare qualche consiglio. Grazie intanto. Assolutamente, grazie ancora. Grazie a lei e ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco appunto sarà con noi Anastasia Doglia di Forza Italia. Bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste. Diamo subito il buongiorno a Anastasia Doglia, Forza Italia, quarta circoscrizione. Buongiorno. Buongiorno a tutti e ben grazie arrivata per l'invito. Allora, potete sempre contattarci, ricordiamo sempre i modi con l'indirizzo mail svegliatrieste@tele4.it oppure chiamandoci alla diretta 040 977 8910. Quindi questi i nostri contatti, così come ha fatto il signore di prima che abita in zona via Buonarroti, Petrarca, Vignola, eccetera, eccetera, e diceva ci sono due grossi problemi, sia l'eccessivo abbandono delle iniezioni canine, voleva contattare qualcuno, voleva sapere chi poteva contattare, poi in particolare via Vignola piena di buche e anche in questo caso voleva sapere come fare insomma, per risolvere questo problema. Che consiglio possiamo dare al nostro telespettatore? Io ho detto di chiamare magari o comunque scrivere una mail alla circoscrizione, no? Che dovrebbe essere la sesta, giusto? Esattamente, quindi può scrivere sesta circoscrizione comune @trieste.it e lì sia la segretaria che il presidente possono prendere in carico. Posso anch'io personalmente inoltrare ai consiglieri della sesta, quelli con cui ho più dialogo, quali possono eventualmente anche un'altra segnalazione inoltrare. Poi il discorso delle iniezioni canine, l'anagrafe canina di Trieste vanta più di 25.000 amici d'affezione. Purtroppo però i proprietari degli amici non sono tanto ligi nella cura, soprattutto in strada, per cui purtroppo è un fenomeno incontenibile. Se ne lamentava anche il signore appunto, sì, dicendo che insomma, la situazione sta adesso magari con i primi caldi, no? Sta quindi anche tutto il discorso degli odori, assolutamente. O si potrebbe, abbiamo fatto anche una mozione in circoscrizione di implementare magari l'utilizzo delle bottigliette d'acqua, come ha fatto anche il comune di Muggia, no? Un po' di autoregolamentazione, no? Basterebbe anche da dover mettere delle regole, ma che qualcuno quando esce di casa dice adesso porto il mio cagnolino, mi porto dietro una bottiglia d'acqua e il sacchettino da riporre. Siamo pieni di cestini, non capisco questa perizia, questo malcostume appunto. È vero, è possibile insomma tenere la città pulita e avere comunque basta gli animali poco, un contributo di ognuno. Assolutamente, ciascuno con il proprio. Allora c'è una telefonata, pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buona giornata e grazie al buon regista Massimo Giraldi che mi manda in onda. E buona giornata a lei, gentile dottoressa Laura, di rosso vestita, e all'amica consigliera Anastasia Doglia. Sono Claudio Visentini. Buongiorno Claudio, buongiorno. Buongiorno a tutte e due simpatiche signore. Quindi sul piccolo di oggi c'è una notizia che ritengo importante, che ha fatto anche più volte il sito Son Giusto e tanti telespettatori di Sveglia Trieste volevano sapere, per una questione di trasparenza, alla luce dei controlli di routine della Guardia di Finanza all'ICS per gli immigrati, sì, che ritiene che l'attuale sistema di dei fondi pubblici per l'accoglienza a Trieste sia sufficiente e trasparente o serve maggior vigilanza politica, Anastasia? Grazie per la risposta e buon lavoro. Grazie Claudio, si riferisce alla notizia che abbiamo dato anche noi ieri, insomma, di questa visita della Guardia di Finanza all'ICS, Consorzio Italiano Ufficio Rifugiati, per controllare dal punto di vista amministrativo e non penale, quindi non ci sono indagini in questo senso, ma è stata proprio una verifica, un normale controllo per capire se vengono, così ci hanno spiegato proprio le Fiamme Gialle, se vengono utilizzati correttamente i fondi pubblici che vengono erogati proprio per questa attività.
attività, no, di assistenza dei migranti. Chiedeva Claudio, insomma, se ci vuole più vigilanza anche politica. Allora, trovo che sia giusto che la Guardia di Finanza compia le proprie ispezioni a campione e in tutti i settori, come avviene nelle farmacie, come avviene nelle aziende, come avviene in tutte le attività. Tutti hanno una rendicontazione, hanno dei bilanci, hanno dei fondi, hanno investimenti, anche a fronte purtroppo di tutto quello che avviene ultimamente, che se ne parla tanto, appunto, dato che queste società dicono di essere così virtuose, penso non abbiano nessun problema, per cui è giusto che la Guardia di Finanza svolga il proprio lavoro, al quale do sempre un plauso per l'operato svolto. Noi a livello politico abbiamo anche delle nostre posizioni, ma sicuramente non interferiamo e non giudichiamo, insomma non prendo le parti in questo momento. Intanto auguriamo un buon lavoro alla Guardia di Finanza. Alla Guardia di Finanza, insomma, che fa sempre un lavoro importante e vigila. Allora, prima invece nel collegamento con la Polizia Locale abbiamo parlato anche dei lavori che sono in corso in Salite di Gretta, e oggi c'è anche un post dell'assessore Michele Babbuder, fra l'altro collega suo di Forza Italia, che sta lavorando, insomma, domani di sicuro qualcuno si lamenterà, scrive l'assessore, ma intanto anche Gretta comincia a rifarsi il look, e ne abbiamo parlato prima, per magari qualche disagio, insomma, momentaneo al traffico, normale, naturale, insomma, quando si fanno i lavori, però questi sono anche lavori notturni, fra l'altro, quindi si tenta, insomma, di dare meno fastidio possibile, no, al traffico veicolare. Ci sono tanti lavori, insomma, che vanno avanti in centro città, e sono tra le cose che ci chiedono di più anche i telespettatori, no? Risistemazione di strade e marciapiedi. Assolutamente, adesso colgo l'occasione, abbiamo anche un po' grazie alle segnalazioni di noi consiglieri della quarta circoscrizione, di concerto con il Comune, anche il piano delle opere che era già stabilito, i fondi stanziati, ripeto sempre, so che il cittadino è stufo, si piende busi, però mettersi dalla parte di chi lavora in comune, del discorso delle variazioni di bilancio, i soldi che vengono assegnati, le gare d'appalto, assegna alla ditta che vince il lavoro da svolgere, studiare una mappa, un periodo adatto, perché non ci siano neanche troppi cantieri vicini, perché sennò anche crea disagi nella viabilità. Grazie anche al nostro assessore che si dà molto da fare, è sempre un plauso da parte mia. Adesso a partire da ieri hanno iniziato anche le asfaltature per quanto riguarda la nostra circoscrizione in Viale della Terza Armata, incrocio con via Principe di Montfort e via Ciamician, poi via Tigor, da via Ciamician a via Don Minzoni. Chiusura al traffico veicolare, chiusura prevista 5 giorni salvo il maltempo. Orario di lavoro invece 8:30 di mattina fino alle 17:30 pomeriggio. Sempre zona quarta circoscrizione, via Mazzini, tratto compreso tra via San Spiridiano e via della Cassa di Risparmio. Viabilità, chiusura al traffico veicolare, durata prevista 2 giorni, salvo il maltempo, orario notturno 20:30, 6:30. Scusate, ho letto per menzionare correttamente tutte le vie. Tutte le vie interessate da questo intervento. Via Milano appena terminata, e a presto ci saranno altri aggiornamenti su altre vie e zone della città. Su varie zone, insomma, queste erano le più centrali, diciamo così. Ci scrive il signor Vadim: buongiorno, volevo chiedere se ci sono aggiornamenti sul passaggio pedonale che collega i Bagni Grignano 1 e Grignano 2, sui motivi perché rimane ancora chiuso e quando verrà riaperto. Non lo so se c'è qualche novità, so che la zona è però interessata un po' da lavori, no? Era attenzionata, poi se non erro, zona lì sempre Demagno, no? Sì. Grignano. Chiediamo lumi. Demagno, Regione, di solito sono loro che se ne occupano, è un bel passaggio, lo conosco, lo frequentavo, sarebbe da rifare assolutamente, vediamo di capire un attimino. Nel mio piccolo posso fare un paio di telefonate, poi magari chi di competenza darà una risposta puntuale. C'è Sonia invece che ci scrive: io vieterei l'ingresso dei cani nei supermercati, ho visto più di un cane fare la pipì
su prodotti messi sulle scansie basse. Oh mamma mia, questo non l'ho mai visto, però se la signora l'ha visto dovrebbe segnalarlo a qualcuno, insomma, no? Perché un po', insomma. Ma generalmente quei pochi che vedo li lasciano all'ingresso, ci sono delle aree preposte dove li puoi agganciare. Oppure se sono cuccioli piccoli se li tengono in braccio, o se no, tante volte vedo coppie e resta fuori dal supermercato. Non mi è mai visto vedere un cane che gira liberamente al supermercato. Un caso estremo questo che ha assistito la signora, doveva immediatamente segnalarlo anche, non so, al direttore del supermercato per poter intervenire prontamente, no? È vero. Allora, possibile che per segnalare situazioni di degrado, ci scrive Maria Grazia, non ci sia un indirizzo email o un numero diretto delle guardie ambientali senza passare per la circoscrizione di appartenenza. So che esiste un numero verde al quale mi rivolgo spesso, ma risponde da Padova. Ho capito, però forse è meglio appunto rivolgersi alla circoscrizione che è più vicina. E allora, le guardie ambientali fanno parte del corpo della polizia locale, si può anche mandare una mail alla mail principale della polizia locale, che poi sbista nei vari dipartimenti. Però è troppo generica questa segnalazione della signora, perché ha detto degrado vuol dire tutto e niente. Degrado cosa intendeva? Forse si riferiva a quello di cui si parlava prima, di sporcizia, di incuria, eccetera. Perché sicuramente va segnalato, però deve essere anche ben circoscritto e spiegato dove possano intervenire le guardie ambientali, no? È vero, io stessa li ho contattati più volte a fronte di problematiche tipo abbandoni, errati conferimenti di rifiuti o determinate sporcizie, eccetera. Quindi insomma è bene sempre segnalare magari appunto ai numeri dedicati, no? Sì, quindi, oppure appunto scrivendo semplicemente una mail. Allora c'è un'altra segnalazione da parte di Giorgio Marchesi, ci dice: si è costituito nella regione il comitato promotore per la costituzione di 2 realtà politico-amministrative denominate Trieste e Friuli. Lunedì 8 giugno i promotori si recheranno nella sede regionale di Piazza Oberdan per vidimare i moduli per la raccolta delle 5.000 firme come previsto dalla legge regionale vigente. Quindi c'è questo nuovo comitato, insomma, che vuole dividere in 2 la regione Trieste e Friuli, insomma questa è la nuova azione. Facciamo una battuta? Accettiamo tutto. Una bella battuta. Sul fronte politico oggi si parla molto di Forza Italia invece, no? Anche sul giornale, ne abbiamo dato notizia anche ieri con questa richiesta che è partita in particolare dai consiglieri regionali di Forza Italia per far ricandidare l'attuale coordinatrice regionale, che è la nostra triestina Sandra Savino, e andate verso, insomma, questo importante appuntamento giugno abbiamo politico. le votazioni e vogliamo ricandidare Sandra Savino, appunto, sotto richiesta dei consiglieri Cabibbo, Lo Bianco e Novelli, che hanno spinto, insomma, perché la ricandidatura si ricandiderà, glielo chiederemo direttamente magari, ma insomma ha fatto un buon lavoro, contate che lo faccia. Dal punto di vista politico è sempre un appuntamento importante, no? Assolutamente. Questo del congresso a carattere regionale, giusto? Sì, perché lei è la segretario regionale, no? del nostro partito. Perfetto, allora ci sono altre segnalazioni, un attimo solo. Dunque Renata ci scrive: che bello vedere il mercato a Ponte Rosso, posso anche chiedere se gli ingressi degli stabilimenti Kral e dopolavoro ferroviario siano stati migliorati e resi più facilmente accessibili rispetto all'anno scorso? Questa è la domanda di Renata, che apprezza, insomma, questa novità, insomma, il ritorno, no, del mercatino a Ponte Rosso, però è una novità in effetti per tante persone giovani. Insomma, è bello questo mercatino di questo periodo crocevia di culture che si fermerà fino al 7 di giugno in Ponte Rosso, proprio dove c'è la piazza, la via Bellini. Mi è piaciuto perché ha molto artigianato italiano. E quindi prodotti di qualità e anche un buon rapporto qualità-prezzo. Anzi, invito la cittadinanza a visitarlo, sia per comprare qualcosa per sé, anche qualche interessante idea regalo,
c'è una ditta che ha calzature molto carine e utili proprio per questo periodo, è in cuoio, in pelle, quindi anche materiali naturali e non con prezzi eccessivi, devo dire. Per quanto riguarda gli stabilimenti, sempre discorso concessioni, demanio, quindi rimandiamo sempre allo stesso responsabile che dovrebbe occuparsi anche del passaggio di Grignano. Io auspico di sì, perché insomma la balneazione è importante su Trieste e quindi che ci sia un discorso di continuità dai Topolini fino al discorso del bivio e oltre, insomma. E oltre. Allora c'è un'altra telefonata subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Volevo segnalare un fatto che sta accadendo che a mio avviso è drammatico. Il governo ha autorizzato 5 società che fanno l'allevamento di polli e tacchini a usare dei medicinali sperimentali contro una malattia, penso l'aviaria, ma non so di preciso. Quello che è drammatico è che questi polli non possono essere venduti all'estero, devono essere venduti solo in Italia, in più non avranno nessuna etichettatura che indicano che questi polli hanno avuto questo tipo di trattamento medico, perché uno dei vaccini che viene usato su questo pollo è un vaccino replicante, cioè roba genica che verrà prodotto per tutta la vita del pollo, praticamente continuamente, e quindi chi lo mangerà quel pollo avrà questo meccanismo introitato dentro il suo organismo e non ci sarà nessuna etichetta che dice che c'è questo problema su questa carne. Questa è una cosa drammatica, perché significa praticamente che il consumatore è cavia. Allora, le dico subito che è un allarme infondato in realtà, si tratta di una fake news, si tratta di una campagna proprio di disinformazione. Il Ministero della Salute ha avviato un progetto pilota limitato e rigorosamente controllato contro l'influenza aviaria utilizzando vaccini tradizionali, non AMRNA. È proprio, cioè, è stato smentito, cioè non c'è il pericolo. C'è una denuncia fatta oggi, proprio qualche giorno fa è stata fatta una denuncia su questo problema. Quindi ma da chi? La notizia è sicura. Comunque io guardi, l'ho detto l'ho trovata subito la smentita, il Ministero se ne è occupato perché circola effettivamente sui social questa notizia allarmante, è vero, no? Cioè, se ci fosse questa notizia sarebbe allarmante, ma non è vera. C'è questo progetto pilota limitato e rigorosamente controllato contro l'influenza aviaria, però utilizzando vaccini tradizionali e non AMRNA. Ma invece c'è un altro vaccino, un quinto vaccino che è genico. Posso dare un suggerimento? Prego. C'è una denuncia, vedremo le denunce. Mi ascolti solo un momento, io ringrazio per la sua segnalazione, perché bisogna anche sempre stare attenti a ciò che si mangia, si sa anche degli allevamenti intensivi, eccetera. Una trasmissione che si occupa spesso di problemi di allevamenti, di somministrazione di farmaci, anche proprio allevatori che non seguono bene le normative, è Report. Allora, lei contatti il Report di Rai 3, che loro fanno le indagini a larga scala e fanno dei reportage, perché qui a livello piccolo non è di competenza nostra, anche perché qua siamo per parlare di Trieste, in questo momento nel preciso, nel dettaglio della quarta circoscrizione. La invito a contattare Report, che forse le danno una risposta precisa e anche si attivano se fosse vera questa notizia, giusto? Per non farle perdere tempo, andare dritto al centro dove si deve attivare, perché lei riesta. Non è convinto del fatto. Mi fa specie. No, io avrei contattato Report se avessi il suo stesso dubbio, perché sono attivi su queste cose. No, non c'è problema di Report. Ma le do un consiglio, perché qua siamo per parlare di Trieste, della quarta circoscrizione in questo momento. Lei è gentile, però ha sbagliato programma, ecco. Le stavo spiegando poi, insomma, che abbiamo subito trovato
la smentita, no, di questa notizia allarmante che circola effettivamente Ma sui, sì, sui social. aveva già chiamato anche qualcuno in trasmissione, è vero, no? altre volte, quindi smettiamo insomma l'allarme Sì. su questa cosa qui. Poi se qualcuno vuole giustamente approfondire l'argomento può magari tante informarsi trasmissioni meglio, nazionali, oppure anche rivolgendosi però magari non a siti improvvisati, no, infatti. no? O semplicemente alle dicerie, poi ai commenti su Facebook. Sì, perché o dopo sui social, ognuno incalza. perché, non hanno basi scientifiche, insomma, sappiamo, no? no? Quindi è bene insomma informarsi, e se uno è preoccupato poi effettivamente presenta una denuncia alle autorità competenti. Assolutamente, no? ci sono stati dei casi, insomma. No? Infatti, assolutamente. Allora, andiamo avanti, c'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Pronto? Sì? Pronto? Mi sente? La sentiamo, buongiorno. Ecco, buongiorno, mi scusi tanto, ma non ho seguito quando chiudono la salita di Greta e la via Cisternone per l'asfaltatura. Sì? Ah, capito, voleva proprio l'informazione dettagliata. Signora. Perfetto, adesso gliela diamo subito. Allora, salita di Greta sono già in corso i lavori, no? Assolutamente, da ieri. Da ieri? Allora, riprendo un attimo la videata dove ne parla. Me la sono persa adesso. L'avevo sotto il naso prima. Sì, mi scusi. No, tranquilla signora, non si preoccupi. Adesso mi sono parlato gli appunti. Però troviamo tutto. Allora, intanto vediamo che arriva prima. C'è salita di Greta che allora era su... Eccolo. Allora, i lavori sono partiti da ieri, dureranno 7 giorni salvo il maltempo. Allora, salita di Greta, via del Cisternone fino all'incrocio con via Venzone, strada del Friuli fino all'incrocio con via Aquileia. Non mi bastava quel pezzo là, perché ieri sono passata, non era chiuso. Allora è già da stanotte. Perché i lavori sono cominciati ieri dal 3 giugno e sono ad avanzare, per cui non è che tutto contemporaneamente inizia, no? È a progressione. Chiusure totali del traffico dalle 10 di sera alle 6 di mattina, quindi lavori notturni per non congestionare la viabilità, signora. Benissimo, benissimo, vi ringrazio tanto. Grazie a lei, signora. Grazie a lei, grazie e buona giornata. Naturalmente insomma chi abita in zona sicuramente vuole sapere esattamente quando dovrà, come dovrà organizzarsi per i propri spostamenti, naturalmente. C'è un altro avviso di servizio, riguarda Muggia, ne abbiamo parlato ieri, per quanto riguarda proprio lo scoppio della conduttura idrica. Allora, avviso Muggia, dopo la rottura della tubatura d'acqua ieri in strada delle Saline, prima della rotonda che conduce alla grande viabilità, è crollato un ampio pezzo della carreggiata che ha determinato la chiusura della strada. Quindi per chi arriva dalla galleria della grande viabilità lo svincolo al momento resta chiuso. Per chi arriva da Aquilinea o dalla galleria sotto, la direzione da prendere è la vecchia statale. La perdita d'acqua già ieri è stata bloccata e sul fronte delle utenze sta tornando tutto gradualmente alla normalità. Seguiranno ulteriori aggiornamenti. Questo è l'avviso proprio dal comune di Muggia, quindi dal sindaco Polidori, che sta seguendo passo passo tutta l'operazione. Lo vediamo qua nelle immagini che ha girato lui stesso proprio con il telefonino, e poi ci ha inviato per informare il più possibile la popolazione, insomma la popolazione di Muggia e anche tutti coloro che si devono spostare, no, tra Muggia e le altre zone. Allora, c'è un'altra telefonata, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, ciao, sono Antonio. Antonio, buongiorno. Ciao. Io vi ho telefonato, non so l'argomento cosa stavate trattando, ma siccome è da tempo che ho notato che in via Svevo, sotto casa mia, ci sono delle buche importantissime sull'asfalto, per la quale io con la motocicletta devo schivarle perché sono molto pericolose. Volevo semplicemente segnalare questa cosa e capire se sono in programma dei lavori per tapparle perché sono veramente pericolose. Questo in via Svevo, di fronte alla scuola Svevo. Di fronte alla scuola proprio, quindi la zona è ben chiara. È sempre quarta circoscrizione là o ancora no? Settima, noi finiamo forse? in Viale Campelisi 60, quindi lì è la quinta circoscrizione che copre San Giacomo e anche Ponziana, la parte sotto. E via Svevo
presente il problema, anch'io transito in scooter e ho fatto qualche balzello. Qualche bel balzello. Se non erro è comunque nei prossimi lotti del piano delle opere, ma per sicurezza chiederò anche al nostro assessore e agli uffici tecnici. Sono lavori importanti che richiedono una certa urgenza. Infatti non è la prima volta che ce lo segnalano, il signor Antonio assolutamente. ha fatto bene a ricordarcelo, perché è una zona insomma interessata da grosse buche, chi va in motorino insomma lo sa bene, no? Allora dobbiamo fermarci per una piccolissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo ancora in compagnia di Anastasia Doglia. Bentornati, 8:35 del mattino, siamo sempre in compagnia della consigliera della quarta circoscrizione di Forza Italia, Anastasia Doglia. Forza Italia che vuole essere sempre fra la gente e farà una nuova iniziativa che è già in corso insomma da un po' per progettare la città del futuro, no? Cosa farete in particolare in questo fine settimana? Allora, saremo presenti in via Dante, angolo via San Nicolò, dalle 10 alle 13, questo sabato 6 giugno. Saremo una rappresentativa di vari consiglieri tra circoscrizionali, comunali e regionali, sempre in base agli impegni, e saremo per stare tra la gente, perché come nacque la politica un tempo, e la politica che a me piace di più, anche se purtroppo ci si adegua ai tempi, la facciamo anche molto sui social, però non c'è niente più bello che confrontarsi con i propri cittadini a tu per tu. E quindi siamo lì, abbiamo anche proprio dei moduli da compilare per appunto presentare segnalazioni, istanze, richieste, anche lamentele, perché tutto è costruttivo, appunto essendo vari esponenti anche di altre circoscrizioni, se passasse uno della quarta può parlare con me, passa uno di San Giacomo, c'è il consigliere Silvari, per San Giovanni la consigliera Dorico, per la settima circoscrizione ci sarà Vittiello, quindi è una cosa interessante anche per Roiano, Giovannini ha detto che passerà, per cui vi aspettiamo e anche per un saluto, e qualsiasi cosa abbiate bisogno noi siamo qui per voi. Benissimo, quindi questo è l'appuntamento di sabato, poi insomma questo tipo di iniziative continueremo a farlo. No? Sì, sì. Allora, ora volevo darvi una notizia che ci è appena stata girata dai Vigili del Fuoco, che ringraziamo sempre anche perché è una bella notizia. Pochi minuti prima delle 6:30 di questa mattina una squadra della sede centrale del comando di Gorizia è intervenuta in via Brigata Etna a Gorizia per il soccorso a un capriolo, e lo vediamo qui. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato il cervide incastrato tra le barre metalliche di un cancello. Utilizzando il divaricatore idraulico hanno allargato l'inferriata. Successivamente, vediamo anche l'altra foto, i Vigili del Fuoco hanno estratto il capriolo dalla trappola che lo imprigionava e lo hanno adagiato sul terreno. Dopo pochi minuti l'animale, che non si era procurato ferite, ripresosi dalla stanchezza e dallo spavento, si è alzato in piedi e ha guadagnato la vicina boscaglia, quindi proprio a lieto fine. Ci piace insomma cominciare la giornata con una buona notizia, ne parleremo magari anche nei nostri telegiornali, perché insomma facciamo i complimenti sicuramente ai Vigili del Fuoco che hanno aiutato questa bestiola. Sì. Davide ci scrive in merito a Sandra Savino, dice sarebbe corretto elencare le cariche attuali e chiedersi come faccia a fare tutto, insomma, dice consigliere comunale, assessore, coordinatore regionale, sottosegretario del governo, dice come fa a fare tutto. È una persona molto attiva, lavora più di 14 ore al giorno, se non può essere presente ha comunque chi a Trieste è delegato a poterlo fare. Infatti anche noi la vediamo poco, però sappiamo che è molto attiva sul territorio, è molto presente. Basta alzarsi presto la mattina e lavorare tante ore. Tant'è, la politica che le chiedete di ricandidarsi, no? Sì, ma i professionisti della politica sono questi, non è che si va 2 ore in comune e dopo si va a spasso, e così anche chi è in Senato lavora 14 ore al giorno anche se serve. Allora, c'è una telefonata, pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto? Sì, pronto? No, mi scusi, mi sono inserita, ma volevo parlare qualcosa al di fuori della programmazione del momento, volevo chiedere una cosa extra, ecco.
Ah, ho capito, e quindi vuole contattare... Volevo parlare con Tele4, ma non nell'ambito di questo momento della conversazione. Allora non è Scusate. questo il numero che deve fare, cioè ha fatto il numero appunto della diretta, deve fare il 300-500, al momento non ci sono persone penso in redazione, magari aspetti un po' e poi telefoni al 300-500? Sì, 040-300-500. Scusatemi se mi sono inserita, Si scusatemi. Sì, Buongiorno. grazie, buona giornata. Allora, ci sono altre segnalazioni, c'è Davide che sottolineava ancora sui vaccini, diceva oltre a Gino anche Pamela il 22 maggio dava per certe notizie false, ma insomma l'abbiamo chiarito, no? Che si trattava appunto di qualcosa di non vero che circola purtroppo, insomma, allarmando poi le persone. No? Sì, infatti, può essere, basta poco. Infatti, basta poco per creare allarmismo. Invece in quarta circoscrizione, torniamo un po' nella nostra, no? Nella circoscrizione quarta, quali sono i prossimi appuntamenti e di cosa vi state occupando in particolare in questo momento? Assolutamente, allora intanto adesso abbiamo anche un problema di sede vacante perché causa i lavori di Trieste Campus, questo project financing, tutta la zona del centro civico di Via Locchi e la nostra sede che è l'ultima sala del centro civico è interdetta per i lavori di sottostrutture e tutto il progetto complessivo, no? E adesso gentilmente ci hanno prestato le loro sedi quando loro non si riuniscono in terza e la prossima riunione la faremo in settima, in via dei Macelli. In via dei Macelli. Il centro civico che ha creato il nostro Michele Lobianco. È molto bello, fra molto l'altro, bello, no? Come sì. ristrutturazione. È bello anche la nostra sala, solo che ha un problema importante che non ha l'area per il pubblico. Per il pubblico. È molto importante per noi quando ci riuniamo anche avere delle partecipate con i residenti e quindi non avendo come accoglierli quando bisogna affrontare dei temi che sono molto sensibili la volta che hanno voluto chiudere la posta di Via Combi o problemi su un giardino, su qualcosa che ci piace avere anche il nostro pubblico, i nostri cittadini con cui confrontarsi, o anche quando c'era il problema dello scuolabus. E adesso, trovandoci in questa sede via Macelli, assolutamente non riescono a venire. L'altra è Villa Prince, che in Gretta, lì c'è posto, poi sempre bisogna vedere quanto è disposto alla cittadinanza e quanto possa spostarsi. Allora, programmi, di recente noi abbiamo anche le commissioni, abbiamo l'urbanistica, che c'è il nostro consigliere Bartoli che segue, quelle sono tutte variazioni o dei libri, delle richieste su dei progetti inerenti a viabilità o anche case private che chiedono il permesso di costruire una nuova via o dei pasti, insomma un po' di tutto ne esce. Adesso facciamo spesso anche la commissione eventi e abbiamo dato un contributo a una nuova associazione molto interessante che è nata qua a Trieste, che è l'associazione Figli di Calabria, che è stata creata da un calabrese perché qua a Trieste abbiamo una comunità molto folta di calabresi. E proprio in quarta circoscrizione hanno fatto una festa adesso che era domenica, no domenica perché era festivo il 2 giugno. Era il 2 giugno, certo. Martedì 2 giugno, che è stata una festa nell'oratorio della piazzale della chiesa in Piazzale Rosmini, sì, anche con Don Valerio. C'è stata una festa che ha avuto un enorme successo, un momento anche interessante di aggregazione, di socialità tra le persone e noi come circoscrizione appunto abbiamo avuto il piacere di dargli un contributo perché possiamo fare anche questo, no? Si può appunto per organizzare anche eventi o comunque insomma sostenere chi fa queste cose, no? Sì, e adesso abbiamo prossima riunione, la facciamo in via Macelli, ma appena il 9 giugno, solita approvazione delibere, abbiamo fatto variazione del bilancio ultimamente, ci siamo trovati in sala Lottazzi, in magazzino 26, siamo una circoscrizione itinerante ormai. Mi piacerebbe tanto tornare in quarta circoscrizione, che ci dessero magari una sala all'interno della quarta direttamente. Sì. Allora c'è un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Buongiorno Bucarella, a lei, alla redazione, al gentile ospite
e a tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno. Io volevo così portare come riflessione il discorso prima che si è parlato di vaccinazioni. Premetto, adesso parlo, ma sono tutti suffragati o con dati scientifici o con, diciamo, notizie di cronaca, anzi di informazione per l'esattezza, no? Allora, per quanto riguarda che un governo, un ministero smentisca, fa parte, diciamo, delle regole del gioco. Perché porto un esempio. Ad esempio, quando c'è stato il primo governo Conte, che hanno triplicato le soglie di tollerabilità per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico, si è passato da un 6 volt per metro quadrato a mi sembra 18 volt per metro quadrato. Ora, se io per ipotesi sono elettrosensibile e mi lamento che la causa è stata diciamo, è perché hanno triplicato le soglie di tolleranza dell'inquinamento elettromagnetico, mi si risponde che è tutto a posto perché la legge lo dice così. Se noi guardiamo ad esempio le prime vaccinazioni Covid, ad esempio, il Conte e l'altro che si chiama, quello che è venuto dopo, prima della Meloni, Draghi, loro semplicemente dicevano che le vaccinazioni Covid sono sicure e innocue. Tanto sicure, tanto quanto innocue, che adesso c'è una commissione d'inchiesta che sta verificando anche quanto erano sicure e quanto erano innocue. Se poi, le dico subito che la smentita comunque non era una smentita soltanto del Ministero, ci sono stati fatti approfondimenti e anche giornalistici, assolutamente, e quindi su questo si basa la smentita che si può trovare facilmente digitando semplicemente anche su Google. Però, quindi Bucarella, è molto accessibile, io non sono un portatore di verità assoluta, no. Io so solo una cosa, che davanti, diciamo, a un'informazione che va in contrasto con le mie conoscenze, io prendo, diciamo, e approfondisco. Dovrebbe approfondire, appunto, come dicevamo prima, e se il risultato di questo approfondimento è preoccupante deve denunciare questa cosa. Però... Io parlo per cognizione di causa, perché sono certi argomenti che li conosco bene e da quello che io vedo i protagonisti che vengono a TV parlano senza conoscenza. Ma lei è un esperto di vaccinazione dei polli, quindi? Non ho detto, io non ho parlato di vaccinazione dei polli, io ho semplicemente detto che le smentite, spesso e volentieri, le smentite governative non sono suffragate da, diciamo, una certezza scientifica, ma sono approssimative. Pertanto, se c'è un dubbio per quanto riguarda... Ma così la stessa cosa si può applicare per quello che sta dicendo lei, cioè non mi sta dando dei dati scientifici, no, a supporto di quello che sta dicendo. Quindi, mettendo di stato di ragionevoli dubbi... Diciamo così, questa trasmissione non è una trasmissione che può affrontare questo tipo di problematiche, perché non c'è in studio nessuno scienziato, quindi... io ringrazio questo signore rispetto alla sua opinione. Io ho lavorato 30 anni in farmacia, tra l'altro, però sono qui per parlare di altre tematiche. La ringrazio. Contatti anche le trasmissioni di argomenti scientifici, ce ne sono parecchie, hanno gli indirizzi e ognuno vada a parlare nella trasmissione preposta a determinati argomenti. Rispetto alla sua opinione la ringrazio e la saluto. Perché insomma non possiamo fare le trasmissioni su complottismi vari. Ma sì, lo chiamiamo il complottismo di Sveglia Trieste, facciamo delle varianti sulla trasmissione. Fa piacere che ognuno esprima la sua, per l'amor di Dio siamo un paese libero, però a posto giusto, la trasmissione giusta e nei contesti giusti. Allora, un'altra trasmissione invece che andrà in onda questa sera come ogni giovedì alle 21:10 è Ring, con il nostro Ferdinando Avarino. Ospiti di oggi saranno Stefano Balloch di Fratelli d'Italia, Serena Pellegrino di AVS, Lucia Buna della Lega e Massimiliano Pozzo del PD, siamo a livello regionale naturalmente in questo caso. Alle 22:30 si parlerà ancora del terremoto del Friuli, di cui abbiamo ricordato quest'anno proprio il cinquantennale, la faglia dentro, cosa resta del terremoto, con Walter Tomada, scrittore. E poi c'è naturalmente anche il sondaggio che come sempre è di grandissima attualità e si parla di immigrazione, sospendere i controlli ai confini? E questa è la domanda, il discorso di Schengen si fa oggi anche sui giornali, c'è chi dice, l'Europa dice sospendete
questa sospensione di Schengen, mentre il nostro governo insomma vuole andare avanti forte dei risultati che si sono avuti, i dati, no? Che hanno visto anche più di 600 persone fermate, esatto, a rischio, insomma. Ricordiamo che questi controlli erano scattati all'indomani del 7 ottobre, dell'attentato del 7 ottobre, quindi anche in chiave antiterroristica, no? Quindi questo è un po' l'argomento del giorno. Quindi questa sera insomma potete esprimervi su questo argomento anche a Ring, telefonando ai numeri che poi nel corso dei nostri telegiornali vi ricorderemo, naturalmente, per esprimersi per il sì o per il no. Allora, c'è una telefonata. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, io mi chiamo Marina. Avevo chiamato anche qualche tempo fa, quando era presente la stessa ospite. E io ho acceso adesso, per cui non so sinceramente di cosa stavate parlando, ma siccome so che l'ospite fa parte della circoscrizione del centro città, se ricordo bene, avevamo parlato del fatto di mettere una spiegazione, una piccola targa e non con soltanto scritto moneta in piazza Ponte Rosso, dove si trova il monumento al tallero di Maria Teresa. Tallero, certo. Ecco. È passato un po' di tempo, però ho visto che ancora non è stato posto niente. Ci sono molti turisti che guardano, per carità, oggi abbiamo tutti il telefonino che scrive tutto, che dice tutto, però in realtà penso che sia un po' riduttivo soltanto avere quella targa a terra che dice moneta. Almeno bisognerebbe spiegare che si tratta del tallero di Maria Teresa e dell'importanza che storicamente questo ha avuto per la nostra città. Ecco, qualcosina in più, insomma, qualche spiegazione aggiuntiva per far capire ai turisti di cosa si tratta. Benissimo. Appunto. Una bella proposta, signora. Marina. Grazie del suggerimento. Insomma, si prende nota la consigliera. Avevo mandato una mail, ma forse all'ufficio sbagliato, adesso ne manderò un'altra, mi confronterò un attimo. Mi ricordo benissimo la signora che aveva telefonato la segnalazione della targa. Ed è una cosa di cui si può parlare proprio in circoscrizione, no? Sì, Immagino, anche assolutamente. Ho magari fare una richiesta tramite la circoscrizione di mettere questa targa un po' più esplicativa appunto sul tallero, sul significato. Questo ci porta un po' al discorso sul grande sviluppo del turismo che sta avendo Trieste, soprattutto in centro, ma non solo, però diciamo che la quarta circoscrizione è quella più interessata, no? Da questo grande afflusso di turisti, non solo croceristi, ne abbiamo viste 3 addirittura di navi recentemente, contemporaneamente sbarcare tantissimi turisti, ma anche altre persone che insomma arrivano con vari mezzi, creano anche qualche problemino di convivenza, no? Con chi abita proprio il centro, quindi il problema principale penso siano i parcheggi, no? Sì, ci sono il turismo ha sempre dei pro e contro. Allora, io sempre cerco di guardare i pro, perché il discorso economico, l'indotto, tutto quello che è chi lavora nella zona del porto, della zona che è anche preposta ad accogliere le navi da crociera, e tutte le persone che servono e aiutano i croceristi ad andare nelle loro destinazioni, tutto il discorso di spesa anche che fanno, perché non è vero che vengono qua solo bevono caffè e vanno via, ma vanno anche, stazionano presso negozi, vanno a comprare, è tutto un mercato molto, molto florido, ma non sempre conosciuto, ma è sottovalutato. Poi c'è il turismo, quello alberghiero, che è incrementato tantissimo. Abbiamo anche il nostro Maurizio Giudici, attuale presidente Federalberghi, che a livello di numeri è sempre pronto ad informarci. Io vedo che gli alberghi sono pieni, hanno aumentato tantissimo le presenze ed è una cosa positiva per la nostra città, perché comunque se da una parte non si guadagna, da qualche altra si deve. Anche il ristoratore che ha il ristorante pieno la domenica, quello che dopo magari guadagnerà di più, farà un'assicurazione in più, quindi andiamo a far lavorare anche gli altri comparti della nostra città, non dimentichiamolo. Un esempio, una Tantum. Il problema tante volte però sicuramente i parcheggi, il traffico congestionato, questo si parla spesso, è un argomento che esce, e il discorso è organizzare meglio
copiando magari le altre città, come può essere un Udine o un Verona, che hanno i parcheggi di bretella, che già quando uno si reca in città sono ben segnalati, dove uno lascia lì la propria macchina anche custodita e dopo si muove tramite navetta, o se non sono troppo lunghe le distanze, a piedi, come feci io quando andai a Padova o a Verona, che è un sistema comodo, e anche ti godi più la città, anche le parti un po' più periferiche, perché Trieste meglio, sì, è vero. è meravigliosa in tutti i rioni, ha qualcosa da offrire, e magari anche segnalare quando si arriva a Trieste i posti liberi di ogni parcheggio, perché il Silos lo fa ma gli altri non questo ancora. Sarebbe utile, è vero. E, ripeto sempre Parco il Piano, che è poco sfruttato, soprattutto nei weekend che non ci sono gli uffici, ci sono posti liberi, si entra col telepass, quindi anche chi viene da fuori, perché abbiamo anche turisti che vengono da Vienna e dall'Austria in macchina qua a Trieste, pieno di auto tedesche, austriache, anche ungheresi. Ce ne sono tanti. Quindi le idee ci sono, sarebbe da studiare un piano traffico ben strutturato. Nuovi parcheggi, anche l'assessore Babuder diceva di sfruttare le gallerie naturali che abbiamo dalla zona di Montebello e creare dei passaggi. Ci sarebbero tante idee, tanti posti sfruttabili per non congestionare sempre il centro, perché tutti vogliono andare al Parco San Giusto, apriti il cielo, si bloccano tutti là. Fare un due passi non fa male a nessuno. È bello capiente, però insomma fino a un certo punto. No? Assolutamente. Allora, c'è un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno alle due bellissime signore. Gianni, buongiorno. Sono un quarto d'ora che cerco dai, ce l'ha fatta. Di parlare, finalmente gliel'ho fatta. Volevo salutare tanto la signora e lei, dottoressa. Buongiorno. Se oggi è una giornata splendida, è anche perché se voi sullo schermo. Che carino, che gentile Gianni. Non è che faccio le belle, dico la verità. Grazie Gianni, troppo gentile. Piacere vedere la signora che era tanto tempo che non se la vedeva, perché posso parlare solo un poco della mia Trieste, di quelle robe che parlava prima il signor, delle robe che succedono nel mondo, come risolverle, non le sa risolvere nessuno e non le risolverà neanche lui. Andrà come che andrà. Speriamo che vada bene per i nostri figli. Tutto questo mi saluto, perché non voglio portare via il tempo come che lo fa tanta gente che lo porta via ieri e lo porta via addirittura 7-8 minuti sto signor. E penso che essendo svegli a Trieste riguardi la nostra città, penso la cultura della nostra città. Ecco, per l'amor del cielo, ieri era il signor Russo, a me sembra forse sarò in Dio con le carte, che praticamente ha fatto la morte del nostro sindaco di adesso, che non c'è più niente, che non va niente, non sa niente, che la città non funziona. Mi personalmente, di quel che vedo, però sono a casa, vedo che funziona. Dopo lui ha fatto il De Profundis, vedremo dopo come che sarà. È il gioco delle parti tra opposizione e maggioranza. Insomma. Sì, scusa che mi stongo, dico sempre votare per questa parte e voterò sempre per questa parte. E continuerà. Ecco, questo l'ho detto la prima volta già, perché non ho nascondere niente di su. E ho 92 anni, fa qualche giorno. Complimenti. Complimenti. Quando fai il compleanno? Ego saluta, ego sentì, sono da sempre a votare. E ha fatto anche bene. sto alto. Purtroppo. Allora ci chiami quando è il suo compleanno, che le facciamo gli auguri, Gianni. Senza mia moglie purtroppo andrò a votare, però andrò. Grazie e scusami,
di lunga anche me, scusami tanto. Ma si immagini Gianni, un abbraccio, Sì, grazie. Anche voi un abbraccio. Bacio. No, non avevo il coraggio di dire un abbraccio, perché un abbraccio del vetro è sempre... No, ma siccome sei virtuale... Sei virtuale, si può, dai Gianni. Va bene, grazie veramente Gianni, insomma, altro che le sue solide monade, come dice lui, sono sempre parole molto sagge, mi sembra, vero? Una persona adorabile, molto colto, molto affettuoso e sempre lui legge tantissimo. Un giorno l'ho sentito. Si informa proprio su Trieste, è vero? Lui è un pozzo senza fondo di cultura, una persona molto sensibile, una persona che ama davvero la propria città. È vero. Allora, per sorridere un po' c'è la vignetta di Marco Englaro, tu non hai che me, io non ho che te, non avemo granché. Molto carina, un bel gioco di parole, proprio vignetta buffa l'ha intitolata, va bene, grazie a Marco Englaro, ci ha fatto anche sorridere in questa mattinata, ci vuole sempre insomma un po' un sorriso, no? Allora, dunque, Egon, buongiorno. Vi ricordate che si andava e si riceveva i certificati, carte d'identità nei centri civici, telefonate eccetera immediatamente e fino all'orario di apertura? Ora siamo tornati al tempo del Covid, tutto su appuntamento, attese infinite, assurde per rispondere al telefono, funziona a macchia di leopardo nelle chiusure. Il colmo, nel tempo di attesa uno non può andare in Slovenia della carta d'identità, uno non può andare in Slovenia nonostante la carta provvisoria, mentre i clandestini, dice, girano indisturbati e molto altro. Insomma, nota questi paradossi, no? Delle lungaggini per avere il nuovo documento, si lamenta un po'. È vero, una volta si andava al centro civico e si faceva in giornata, si portava la foto, però è più complicato, no? Farla digitale adesso evidentemente. Spezzo una lancia nei confronti del Comune che è già da mo' che sta dicendo che l'ultimo termine che ci sarà per la carta d'identità cartacea di attivarsi a livello elettronico, prendere appuntamento fisicamente, andare nei centri civici per poterla fare. Quindi loro comunque hanno messo le mani avanti, sono mossi per tempo. Sicuramente dall'altro lato per chi non è molto telematico e tecnologico è più complesso assolutamente. Dopo dà rabbia che i clandestini girano liberamente, quello è un dato di fatto purtroppo. Allora, concludiamo questa prima parte mostrandovi un'altra vignetta di Marco Englaro, il tallero di Maria Teresa, visto che parlavamo di questo, quindi lo ringraziamo. Io ringrazio Anastasia Doglia di Forza Italia per essere stata con noi e torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie Laura, grazie a Tele4 per l'invito e a presto. A presto, davvero, grazie. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco sarà con noi il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec. Bentornati in diretta, eccoci in compagnia del sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno, dobar dan, Terst. Grazie di essere qui. Allora, ci ha portato fra l'altro il volantino che avete appena realizzato, immagino, come sede d'estate nel comune di Duino Aurisina. Lo facciamo vedere, ecco qui. Quindi tutto il programma degli eventi estivi, insomma, è molto importante, è un momento molto importante quello dell'inizio dell'estate, no? No, sicuramente. Un programma che abbiamo presentato in conferenza stampa la settimana scorsa, venerdì scorso. Lo presentiamo in questa forma già da diversi anni. La novità di quest'anno è che al libricino che abbiamo adesso in distribuzione in versione italiana slovena si aggiunge proprio nei prossimi giorni una versione tedesco-inglese, quindi in doppia veste, molto importante, molto richiesta dai tanti turisti, dai campeggi, dagli hotel, dai bed and breakfast che hanno di anno in anno sempre più turisti stranieri di lingua inglese ma soprattutto di lingua tedesca, dall'Austria, dalla Germania e anche dai paesi dell'est che rispetto all'italiano fanno prima conoscere il tedesco o l'inglese. Quindi un calendario importante di oltre 100 eventi di ogni tipo nell'arco di tutta l'estate fino a fine settembre, ai quali si aggiungono poi man mano anche altri che aggiorniamo in formato digitale,
Quindi un qualcosa di piacevole da sfogliare. Ci sono addirittura tutti gli orari delle principali sante messe in italiano e sloveno, delle funzioni religiose, delle regate, dei tornei di calcio e delle tante soprattutto serate culturali e enogastronomiche che allietano le serate d'estate a Duino-Urisina in tutte le frazioni che la compongono. Sarebbe impossibile parlare insomma di tutti gli eventi perché sono tantissimi. Quanti sono tutti questi eventi? Ma io li ho contati, arriviamo facilmente ai 120, soprattutto 120. Aggiungendo quelli che già in questa settimana si sono aggiunti perché non li avevano comunicati, perché sono stati improvvisati. Noi chiudiamo più o meno il calendario nella prima metà di maggio, quindi quando lo pubblichiamo a fine maggio, inizio giugno, è già un po' sorpassato, è già vecchio. Però è una bella base che iniziano già da subito, abbiamo già delle presentazioni di libri. Questo sabato ci sarà la giornata del cuore, grazie alla collaborazione con i volontari, con la LILT, proprio un evento, uno dei tanti eventi che sono dedicati alla salute, agli anziani, ma non solo, per monitorare, per prevenire tutta una serie di patologie, in questo caso il cuore, quindi patologie cardiache. E poi inizia con la chiusura delle scuole, inizia il vero e proprio programma di eventi culturali. Dal 10-11 di giugno al 21 giugno abbiamo un palco fisso a Borgo San Mauro di fronte alla chiesa e lì davvero ogni sera c'è teatro, c'è musica, ballo, cinema all'aperto, quindi una rassegna che non è dedicata, lo dico sempre, soltanto a Borgo San Mauro, ma è il palcoscenico in quei 10 giorni per festeggiare la fine dell'anno scolastico per tutto il comune e per la Baia. E si comincia già con ad esempio il trio locale Maxino Flurian e Bombacigno, no? Quindi già all'insegna del divertimento, ma c'è un po' di tutto. Ci sono dei ritorni, ci sono delle sigle, dei gruppi, degli artisti che sono molto richiesti e se non li metti la gente anche protesta. E poi ci sono ogni anno anche grandi novità, i ballerini volanti, mi sembra, non so come li abbiamo definiti, quindi anche spettacoli che non si sono mai visti. Importante saperlo, che non è da poco e non è scontato, sono tutti spettacoli assolutamente gratuiti, dal cinema alla danza, al teatro dialettale, con profili artistici anche di grande spessore e grande livello. Quest'anno particolarmente ricco, l'abbiamo detto in conferenza stampa, è importante dirlo, cofinanziato anche tutto il programma con parte dei proventi dell'imposta turistica, quindi anche il messaggio che vogliamo dare ai nostri concittadini, la crescita del turismo porta anche disagi, perché porta più afflusso, più pressione sulle spiagge, sui parcheggi, nei ristoranti, è più difficile trovare una casa in affitto. Anche qui con l'ospite di prima, anche per quanto riguarda Trieste, quindi immaginiamo anche un comune piccolo ma esteso, comunque altri tipi di problemi, ma ci sono. No? Ecco, se noi vogliamo trasformare naturalmente un'imposta che è legata anche alla promozione, quindi all'incremento dell'interesse turistico per il territorio, alla qualità della vita di quel territorio, quindi decoro urbano, ma anche eventi culturali e sportivi che grazie a qualche iniezione in più di finanziamenti riescono ad essere più completi, più interessanti e anche gratuiti non solo per i turisti ma per i tanti residenti. Per chi resta proprio nel comune. E restano tanti, perché devo dire che un tempo ad agosto, quando ero bambino, ad agosto le città si spogliavano, si svuotavano, si andava in ferie in agosto perché non succedeva niente a casa. Adesso è il contrario, in agosto è meglio restare a casa per chi può. Abbiamo la fortuna insomma, di avere dei bellissimi posti. Succedono tantissime cose, sono giornate, serate piene, in giro fa caldo e i prezzi sono alti, quindi chi può vada prima di agosto e dopo agosto in ferie. Ad agosto restate a Trieste, restate a Duino-Urisina, perché succede di tutto. Succede davvero di tutto. Avete investito di più, diceva il sindaco, quest'anno proprio per... Sì, io credo che tra eventi culturali e sportivi, diciamo che hanno una valenza anche poi di richiamo turistico, abbiamo aggiunto un 50.000 euro in più, sparpagliando un po' le risorse. E si va a sostenere un po' di tutto, diciamo nell'ultimo weekend di giugno ci sarà il ritorno alla 20ª edizione di Mare e Vitosca al Castello di Duino, la rassegna del vino credo più conosciuta e più importante, che fa sold out già settimane prima, per quindi chi vuole andarci, quella è a pagamento, poco anche devo dire, perché con 40 euro si può degustare il gota del vino prodotto sul Carso e oltre confine, abbinato ai cibi dei migliori ristoranti, dei migliori produttori anche locali e non locali, quindi un qualcosa di bello, di buono nella cornice che già di per sé è una cornice unica e da favola del Castello di Duino. Immaginate di sorseggiare la Vitosca migliore con un finger food di qualità
guardando il tramonto di Duino dai bastioni del castello. Ecco, non avrebbe prezzo e quando mi dicono 40-45 euro è caro, io dico, andate a mangiare la pizza col dolce, con 2 birre. Infatti, e vediamo quanto pagate. Vediamo quanto si paga, è vero, assolutamente. Allora, c'è Marina che ci scrive: alla luce dei Maranza che rapinano i nostri figli nelle serate di Sistiana, vogliamo fare qualcosa? E qui apriamo un altro tema che ha a che fare strettamente poi con la stagione turistica e il divertimento, no, dei giovani, dei nostri giovani, in particolare nel vostro comune, in particolare in Baia di Sistiana. Però è proprio di oggi questa notizia che abbiamo visto, anche allarmante per chi ha figli, queste rapine, no, all'interno della discoteca locale, ma non soltanto, insomma. Allora, da un lato sono casi isolati, è successo anche nelle estati scorse di tafferugli, di qualche microaggressione. Ecco, sono piccoli casi rispetto a quello che succede, non dico nel mondo, ma anche in centro città, dove i problemi sono ben maggiori, però assolutamente non sottovalutiamo. Non li sottovaluto come sindaco innanzitutto, e sono responsabile della salute e della sicurezza a livello comunale, ma non li sottovaluto nemmeno come genitore, perché uno dei figli che frequenta ed era in quella serata nella discoteca non è stato rapinato, ma stava lì a 19 anni, e mio figlio, che già da 2 anni almeno frequenta il base a Sistiana Mare. Ma c'è mia figlia che si avvicina ai 18 e una terza figlia un po' più piccola, quindi non mi è indifferente. L'anno scorso c'erano dei casi di micro bande che cercavano di appropriarsi di aree dei pontili, anche lì della serie è zona nostra, e lanciavano in mare telefonini, asciugamani e borse di altri che non avrebbero secondo loro diritto di star lì. Abbiamo bloccato subito, grazie alla collaborazione con le forze dell'ordine. Rispetto a quello che è successo l'ultimo weekend, dico sempre, è un caso isolato secondo me, non dovrebbe destare grande preoccupazione, ma visto che i problemi si risolvono alla radice, io proporrò già la prossima settimana, chiederò al signor prefetto, con il quale collaboriamo e ci sentiamo, non dico giornalmente, ma quasi, un tavolo con le forze dell'ordine, con i gestori dei locali, la discoteca da un lato, ma anche stabilimenti balneari e chioschi bar, per fare il punto a inizio stagione su quelli che sono la sicurezza, che significa anche somministrazione di alcolici a soltanto i maggiorenni, perché c'erano problemi anche di questo tipo, alcolici somministrati a minorenni l'estate scorsa, controlli sulla strada, controlli sulla rumorosità, quindi contro gli schiamazzi notturni, e anche poi questa microcriminalità che è stata importata. Ecco, mio figlio, che conosce bene la situazione, quando mi dice tanto non sono Maranza, no? I giovani lo sanno. Ecco, mi ha detto non sono Maranza, sono criminali qualunque. Quindi una serie di ragazzi e ragazze evidentemente che sono dediti alla piccola criminalità che va fermata al nascere. Va stroncato sul nascere, sì. Insomma, il fenomeno, per impedire che prenda piede, no? E questo è il pericolo, perché poi non si ferma più, innanzitutto poi anche diminuisce la percezione di sicurezza, le famiglie, e io sono una famiglia, sono meno tranquille a sapere i ragazzi in situazioni pericolose. E l'estate scorsa c'era anche una notizia di un presunto stupro, tentativo di stupro mi sembra. Quindi sono tante piccole cose che possono succedere, che non vanno prese alla leggera. Ecco, è come se ti fa male un po' il dente, ecco, se si va dal dentista subito l'intervento è limitato, se aspettiamo troppo possiamo perdere il dente. Ecco. E anche spendere tantissimi soldi. Spendere tantissimi soldi, quindi queste cose le risolveremo subito, siamo all'inizio dell'estate, l'estate quasi non è ancora partita. Facciamo una chiacchierata e parleremo di decoro urbano, di sicurezza, di rumorosità e anche di quello che succede fuori e dentro ai locali. Tra l'altro è imminente anche una mia ordinanza sul divieto del vetro dopo una certa ora, ecco, anche un'ordinanza che si ripete di anno in anno. Ho appena firmato l'ordinanza sulla sicurezza balneare, che pone le regole su cosa si può e cosa si deve fare e cosa non si deve, soprattutto nelle spiagge, nei locali pubblici, sul mare. Quindi è una serie di regole che ci fanno vivere tutti più sereni, tutti più tranquilli, tutti più liberi, perché rispettiamo anche la libertà degli altri. La libertà degli altri, benissimo. Allora dobbiamo fermarci per una piccolissima pausa pubblicitaria, restate con noi, a fra poco. Bentornati in diretta
diretta 9:21 del mattino, siamo sempre in compagnia del sindaco Igor Gabrovec, sindaco di Duino Orisina. Abbiamo una mail da parte del signor Igor che ci scrive: che bello sentire un saluto bilingue, grazie sindaco. Qua a Trieste purtroppo vediamo ancora slavofobia e saluti romani in strada. Viva il Carso, ultimo territorio genuino della nostra meravigliosa terra meticcia. Scrive un suo omonimo, Igor proprio. Sì, io voglio spezzare, ringrazio il mio omonimo naturalmente Igor, hvala Igor, però credo che, non vorrei drammatizzare nemmeno questo aspetto, io credo che Trieste sia cresciuta molto rispetto a quello che era la Trieste quando ero io bambino, o anche dei miei fratelli più grandi degli anni 70-80, quando c'era tensione effettiva. Oggi non vedo tanta slavofobia, qualche saluto romano di troppo c'è, dico, è considerato che i saluti romani sono proibiti dalla nostra Costituzione, così come il partito ai quali fa riferimento, quindi quelli andrebbero fermati dalle forze dell'ordine, documentato, denunciato, come si fa tante cose che non vanno. Sulla slavofobia credo che la città sia cresciuta, i problemi sono altri e anche il territorio di confine è talmente collegato e omogeneizzato, diciamo così, che sia la Croazia, la Slovenia o altri paesi dell'est, che non credo ci sia questo problema più tanto sentito. Poi i cretini e gli idioti ci sono e nascono sempre da mamme perennemente incinte. Ma... Ecco, questo sì, però insomma non c'è un fenomeno così no. come in passato, magari era più pesante sicuramente in passato. Allora, c'è una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno al signore e al signor sindaco. Buongiorno Franco. Vedo che l'ospite oggi è un alieno, mi sembra un alieno, perché parla di prefetti, parla di giustizia, parla di correzione dei codici, ma è contrario al di piazza, è contrario a tutti i sindaci che accettano tutto quello che fanno questi Maranza, ha menzionato anche i Maranza, che non sono Maranza ma sono delinquenti, e bisogna trattarli così, anche se sono minorenni, diventeranno maggiorenni, intanto li fermiamo. Poi dopo un'altra cosa volevo dire, un sindaco così avrebbe portato a casa i ragazzi del bosco, perché il sindaco con la faccia tricolore con la faccia tricolore potrebbe fare quello e altro, perché il sindaco è una mano lunga del governo. Quindi lode al signor sindaco Gabrovec. Mandi, grazie Franco. Mandi Franco. No, vabbè, ma anche i miei colleghi sindaci, anche i colleghi di piazza, fanno del loro meglio, fanno di tutto, naturalmente affrontano problemi molto più grandi. Diciamo che i problemi legati alla sicurezza, alla vita notturna a Trieste non sono nemmeno paragonabili a quelli di Duino Orisina. Noi siamo anche sotto questo aspetto un'isola limitata e per questo, anche grazie a questo, felice, ma ci teniamo molto a mantenerla tale, ecco, questo è sicuro. Assolutamente. Poi per quel che riguarda i minorenni e il sindaco è il papà di tutti i bambini che si ritrovano momentaneamente senza un genitore, ecco, per legge, detto per legge. È vero, sì. Poi mi piace anche occuparmene quando serve. Quando c'è necessità, assolutamente. C'è un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Franco. Franco, buongiorno. Da Monfalcone. Da Monfalcone, non da Udine. Aspetto, devo... no, prego, può parlare in diretta. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, buongiorno signor Sindaco. E vorrei dirle alcune cose. La prima, noi veniamo da Monfalcone. Gli anni scorsi il parcheggio pagamento terminava alle 17:30, adesso per guadagnare qualche euro in più l'hanno portato alle 20. Quindi se io dovessi venire su a cena in baia devo per forza di cose aspettare le 20, che non mi sembra incentivare il turismo. Questa è una cosa. Poi la seconda cosa è questo, il Doberdan a chi serve? Perché Trieste è bilingue, mi sta bene nel Carso sloveno, nel Carso triestino che sono prevalentemente sloveni, ma una trasmissione di Trieste, questo del Doberdan mi sembra un po' fuori luogo, comunque è una mia considerazione, non vorrei che lei si offendesse. Ultima cosa, e penso che sia
importante per tutte le persone che frequentano la baia. Allora, in Maranza, che diciamole pure, sono gente non accompagnata, perché non gli diamo le multe ai genitori, così fanno capire ai loro figli, se hanno genitori, cosa fanno, cosa provocano, e così sanno che comunque qualcuno paga. Ecco, questo è il mio pensiero e buona giornata. Grazie Franco da Monfalcone. Allora, questo è il pensiero del signor Franco. Cosa risponde su 3 punti? Allora, direi così, innanzitutto non solo Trieste, ma tutto il Friuli Venezia Giulia è una terra plurilingue e multiculturale. Nel Friuli Venezia Giulia sono riconosciute, oltre alla lingua ufficiale italiana, 3 lingue minoritarie che sono lo sloveno, il friulano e il tedesco. E io credo che quantomeno queste lingue hanno diritto di cittadinanza e di espressione in qualsiasi contesto. Poi io lo saluto, il Doberdan è la lingua di mio padre, di mio defunto padre, il buongiorno è la lingua di mia madre, sono figlio di un matrimonio misto e in me ho incarnato da sempre l'identità di entrambe le comunità, di entrambe le culture. Peraltro mia mamma è anche italiana di Istria, quindi anche istriana. Ci sarebbe la terza componente che viene citata nello statuto del mio comune, la cosiddetta, quella che io definisco la comunità figlia dell'Esodo, che la comunità di Duino Urisina aveva accolto creando addirittura due nuovi villaggi, borghi extra, quindi Borgo San Mauro e Villaggio del Pescatore. Ma ecco, fa parte delle divisioni del passato che io ritengo siano superate. Sarò felice quando un Doberdan, un good morning e un saluto in altre lingue non darà fastidio a nessuno, che sia a Trieste, sul Carso o a Monfalcone. Per quel che riguarda i parcheggi, le tariffe e anche gli orari a pagamento sono identici a quelli dello scorso anno. Probabilmente l'ascoltatore, il telespettatore fa riferimento a 2 anni fa, quando le regole erano altre. Già l'anno scorso valeva il parcheggio a pagamento fino alle 17:30 per i residenti e fino alle 20 per i non residenti, protratto alle 22 nel porticciolo di Duino, dove le esigenze sono diverse. Diciamo che serve non tanto a far cassa, perché non è che cambia la vita a nessuno, ma serve a favorire la rotazione dei parcheggi. Si può parcheggiare anche in aree libere un po' superiore, un po' sopra la baia, e scendere a piedi. Il costo dei parcheggi è, mi sembra, per i residenti agevolato 0,90, quindi 0,90 euro, 90 centesimi di euro all'ora e 5,50 euro al giorno, che non è un prezzone. Per i non residenti mi sembra che sia 1,50 euro all'ora e 12 euro al giorno, che non sono nemmeno cifre esorbitanti, soprattutto se si cena lì. Qualche ora di parcheggio non cambia la vita, credo nemmeno legato a una cena. Aggiunto a ciò, da quest'anno avremo, adesso dalla fine dell'anno scolastico, quindi tra qualche settimana, da metà giugno fino a metà settembre, una linea extra estiva 70 che collegherà la Baia di Sistiana con le frazioni superiori tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica, quindi 7 su 7, dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera. Anche questo al prezzo di un biglietto del bus, che credo che siano 1,50 euro, si raggiunge facilmente la baia, non si cerca parcheggio. Poi c'è il collegamento col Delfino Verde, anche se può arrivare da Monfalcone, ma anche da Trieste. Tutto il giorno. Insomma, sì, diciamo che cerchiamo di soddisfare un po' tutti, nonostante i parcheggi a pagamento, qualcuno dice troppo cari o troppo estesi nell'orario, nei weekend e soprattutto nei mesi estivi più centrali non si trova parcheggio nemmeno a pagamento. Ecco, il problema è il contrario, forse la Baia di Sistiana è troppo attrattiva rispetto allo spazio che ha, sia in spiaggia ma anche nei parcheggi. È vero. Spero che il telespettatore trovi ancora occasioni. Mi sembra poi che da quest'anno si paghi il parcheggio anche a Marina Giulia. Sì, è vero. Legandosi a una spiaggia che è diventata bellissima. Io ricordo Marina Giulia quando ero bambino, era non dico una palude, non voglio essere offensivo, ma non era una spiaggia bellissima. Oggi quindi do merito all'amministrazione di Monfalcone, che l'ha resa molto, molto attrattiva, molto bella. Quest'anno, ahimè, mi dicono con i parcheggi a pagamento, perché era uno dei punti forti, era il parcheggio gratis e bello esteso. Però ecco, non si può, io ovunque vada, che vada in montagna o al mare, in qualsiasi punto del mondo, alla fine tutta una serie di servizi a partire dai parcheggi si pagano, perché è un contributo a quello che sono le spese di manutenzione poi del territorio. Del luogo, certo. Poi parlava dell'episodio di Maranza, insomma, dice bisognerebbe dare le multe ai genitori. Ma io credo che i genitori non passino indenni, poi è difficile trovarli. Io so, per quel che riguarda il codice della strada, con mio figlio, grazie a Dio, è maggiorenne, ma quando era minorenne
le sanzioni sul motorino, che fosse per la guida senza casco, senza specchietto, senza luci o in due, e le multe arrivavano al genitore per legge perché non ha vigilato sul minore. Quindi sotto certi aspetti il genitore già oggi risponde, quantomeno per le questioni amministrative, le sanzioni amministrative. Piaccia o non piaccia, ecco. Non è facile controllare i minori, sono solidale anche verso tanti genitori, perché i figli quando escono di casa tu con tutta la più buona volontà non sei sempre in grado di controllarli, è difficile fare il genitore, soprattutto poi negli anni critici, quando non sono più bambini e non sono ancora adulti, lì quella fase che c'è una guerriglia familiare quotidiana a volte. È vero, è molto, molto complicato, molto difficile. Parlando invece di un argomento più leggero che ha avuto grande risalto un po' dappertutto, anche a livello nazionale, questo primo concerto Data Zero di Cesare Cremonini che ha fatto a Gorizia, però alloggiato da voi, alloggiato proprio, eccolo qui, vediamo anche la foto sul giornale col sindaco di Duino Orisina, era a Portopiccolo, giusto? Sì, diciamo che poi nei video e nella stampa emergeva che stesse a Gorizia, anche quando si fotografava in riva al mare, ecco, non era l'Isonzo ma era la baia di Sistiana, le foto che avete visto di acqua attorno a Cremonini. Beh, Cremonini ha alloggiato nei preparativi, nelle prove per il concerto a Portopiccolo, nell'Hotel 5 Stelle, ha avuto a disposizione una bella suite, se la può permettere. È stato gradito ospite, mi dicono che è stata una persona squisita, gentilissima. Io l'ho incontrato personalmente senza saperlo nel porticciolo di Duino, invece è venuto a pranzare la Dama Bianca. Io ero a un tavolo dopo un evento lì vicino, non l'avrei nemmeno riconosciuto perché è un artista che io ho ascoltato da sempre, da tutta la mia vita. Mi piace moltissimo, però non ho la capacità di riconoscere le persone così velocemente, e soprattutto se ne stava tranquillo, vestito pantaloncini corti, sportivi, maglietta. Mi hanno informato gli altri, mi hanno avvisato gli altri, guarda che c'è Cremonini, in che senso? E si è alzato, è andato al bagno, quando è uscito mi sono alzato anch'io, l'ho salutato, ha avuto piacere, è anche stato molto gentile di conoscere il sindaco del comune dove alloggiava. Abbiamo scambiato due parole, fatto una foto, qualche sorriso, poi gli ho anche recapitato la foto. Ecco. Ecco sarà l'unica foto con autografo che riceve lui, a dispetto di tutte quelle che distribuisce. Però a parte gli scherzi è stato un onore poterlo ospitare. Non ho partecipato al concerto, ma mi dicono un grande concerto in un'area recuperata a Gorizia. Credo che sia davvero vocata a questo tipo di eventi. Non è il primo artista, perché Duino Orisina e anche Portopiccolo, ma non solo Portopiccolo, attraggono già da molti anni tantissime personalità dello spettacolo, aristocratici del mondo della finanza. È un posto dove si riesce anche a passare qualche giornata senza essere riconosciuti. Abbiamo delle personalità di rango molto conosciute a livello europeo, però che non sono conosciute da qui. Diciamo che il presidente Mattarella lo riconoscerebbero tutti, ma già un ministro passerebbe spesso facilmente inosservato. E questo è il bello anche dei luoghi piccoli, un po' staccati dalle grandi metropoli. Un angolo di paradiso, dai. Sì, dove anche una persona conosciuta riesce ad essere anonima. Allora, ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, l'ultima della mattinata, a fra pochissimo. Rieccoci in diretta, ancora in compagnia del sindaco di Duino Orisina, Igor Gabrovec, che prima ci ha parlato del festival al Castello di Duino della Vitovska, e invece Marco Inglaro ci manda una vignetta sulla Malvasia. Ma te sta bevendo bianco? Sì, se che ogni volta che c'amo rosso, c'amo nero, se finissi sempre a sbaruffar per politica. Quindi andiamo sul bianco. In relazione alla Malvasia facciamo uno spot per il comune di Muggia, invece il 31 luglio, perché me l'hanno appena comunicato, il 31 luglio ci sarà il Malvasia in porto, nel porto di, credo, Porto Sarocco, in quell'area di Muggia. E il giorno dopo ci saranno le notti del vino a Sistiana, un altro evento legato al vino. Ma anche non questo fine settimana, ma quello dopo, quindi credo sia l'11, 12, venerdì, sabato prossimi, a Prepotto ci sarà la seconda edizione di Vitovska e Fisarmoniche, quindi una 2 giorni tra cantine, cortili, con tanta musica, tanti eventi culturali e gastronomici, per conoscere non soltanto il vino, ma anche la cultura del luogo e la frazione di Prepotto, che è una delle frazioni più belle.
di Duino Auresina, affacciata al mare con le migliori cantine. Certo. Quindi un qualcosa di bello che succede. Poi tra gli eventi sportivi torna il Sardon Run, che è una specie di corsa della bora estiva, è il penultimo sabato di agosto. A metà agosto abbiamo, da giovedì a domenica, proprio a metà agosto, il festival del patrono San Rocco, che è il patrono di Auresina ma anche di tutto il comune, e lì tradizionalmente si fa da eventi religiosi, dalla processione con i costumi popolari, con la banda musicale, a tanti eventi culturali e gastronomici per attrarre e collegare. Ogni terzo sabato del mese, da un anno, c'è il Mercatino delle Pulci in piazza Auresina, che cresce di edizione in edizione. Tantissime cose da fare. È faticoso per un sindaco, è faticoso per un sindaco è stare a dieta. Restare a dieta, perché sono tanti gli appuntamenti enogastronomici. No? Già, è una tartina, un bicchiere ovunque, diventa già tutto troppo. Diventa eccessivo. Anche la piazza, insomma la rinnovata piazza di Auresina sta prendendo nuovamente vita ormai, quindi è molto bella, infatti a no? inizio agosto ospiterà un grande evento proprio alla piazza, la chiuderemo nuovamente come fosse un'inaugurazione. Ci sarà un concerto la sera, dopo alle 29, alle 9 di sera, ed è un concerto con 51 musicisti, mi sembra oltre 50 musicisti internazionali che partecipano, di vari stati, partecipano a uno stage nelle settimane antecedenti e poi fanno una serie di concerti. Ecco, ci sarà un concerto di un'orchestra di 50 giovani musicisti in piazza Auresina, anche quello sarà un bel evento, direi anche in questo caso un evento unico da non perdere. È gratuito anche quello. È gratuito anche quello, sottolineiamolo. Allora, è importante che avvicinare la cultura anche a chi non può permettersi di andare a teatro. È molto, molto interessante anche questo aspetto, insomma, per quanto riguarda le manifestazioni estive, in cui magari uno è più rilassato, ha più tempo, insomma, per dedicarsi anche alla cultura e al teatro. Allora, c'è una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, qua è Franco, è con tanto piacere che dico Doberdan, sono di Trieste, ma con tanto piacere che dico Doberdan al sindaco. Ottimo, allora, Franco. sindaco, volevo dire una roba, perché mi sono appassionato di una località, no? Mi vado molto spesso a Ponza e ho visto una roba, logicamente non è la stessa roba naturalmente perché è del territorio suo, no? Però mi è venuta adesso un'idea che è un servizio bellissimo che potessi servire alla costa che è la Gaiman, perché è una costa meravigliosa, di fare tipo delle barchette dove che potessi anche portare via anche il traffico per andare a Canavella dei Zoppoli, ai filtri, anche da Testa Sistiana, anche da Dama, insomma una barchetta che porti naturalmente le persone in queste spiagge che sono meravigliose, che è anche difficile ad arrivargli, no? Faccio un esempio, i filtri è bellissimo, però la gente deve posteggiare naturalmente sulla costiera, faccio un esempio, no? È una roba molto coccola che ho visto in queste località, che le barchette facevano anche il giro delle spiagge e in più dopo faceva anche sulle barchette naturalmente la pasta asciutta col pesce, risotto. È vero, si fa anche in Croazia tante volte, sì. Che potessi essere utile anche per il turismo, ma anche per i triestini che non solo la macchina potessi anche raggiungere le spiagge in maniera molto simpatico e anche pratico, no? Certo. Io vi saluto e buona giornata, anzi, Doberdan. Grazie Franco, buona giornata a lei. Allora, questo è il suggerimento, no? Un servizio di piccole barche con magari anche cibo a bordo, tanto per tornare. No, ci abbiamo pensato, ne sto parlando da qualche anno. Non è facile perché sono concessioni poi legate alla nautica, alla capitaneria, al demanio, al codice dei trasporti marittimi. Diciamo che il passo che abbiamo fatto quest'anno è stato ripristinare dopo 20 anni il collegamento del Delfino Verde anche su Duino, quindi dalle quattro tratte giornaliere dell'anno scorso siamo arrivati a 7, quindi 3 aggiuntive, di cui queste 3 tra l'altro collegamenti diretti dalla banchina principale da Piazza Unità sostanzialmente a Trieste fino in Baia di Sistiana, e si fa in 45 minuti, quindi anche più veloce quasi che arrivarci in auto. È vero, parcheggiare. Se si conta tutta la ricerca del parcheggio, conviene eccetera, assolutamente. Per poi lo stesso collegamento va a Duino per arrivare poi a Monfalcone e ritorno.
Sì, questo delle barche andrebbe a collegare tutta la costa, che è bellissima. Nei scorsi anni c'erano delle gite in barca educative, abbiamo delle gite poi in barca assieme alla riserva naturale marina di Miramar. Però ecco, stiamo ragionando, però è un progetto che dobbiamo sviluppare non come ente pubblico, ma in collaborazione, sostenendo dei privati imprenditori che vogliono fare questa cosa. Una specie di taxi boat che con una cadenza regolare possa collegare questo. Costa molto, perché costa l'imbarcazione, non può essere guidato e gestito da uno solo, devono esserci almeno da 2 a 3 addetti su ogni imbarcazione. C'è un equipaggio, sì, quindi deve poi corrispondere a un biglietto che non può essere nemmeno quello regalato, però sì, è importante farlo, io non demordo, ne sto parlando da qualche anno, sono certo che ce la faremo. Se non altro perché lo fanno in altre parti d'Italia e del mondo, quindi non vedo perché non può funzionare da noi. Allora, un'altra telefonata, buongiorno. Dobar dan, signora Bucarella, e anche al sindaco Gabrovec. Mi scusi sindaco se è l'unica parola, una delle poche insomma che conosco in sloveno, ma mi sembra educato anche rimarcare su quello che ha detto il signore, perché non è possibile che nel 2026 uno faccia osservazione su queste cose. Io intanto le dico proprio sinceramente, mia nonna da parte materna era di Baccola e parlava lo sloveno, mia madre non lo sapeva e io non lo so neanche, però comunque noi triestini e anche carsolini abbiamo sempre la goccia di sangue sloveno nelle vene, sempre che siamo domaccia, ecco, questa è un'altra parola in sloveno se non sbaglio, no? Sì. Eccolo. Io lo apprezzo molto perché veramente le cose, come ha detto lei, sono cambiate negli anni, ringraziando il cielo, perché non c'è più quell'antagonismo. Sul caso ci sono più diciamo sangue misti, sloveni e italiani che italiani, eccolo. Io lo apprezzo anche perché lei ha avuto il coraggio di rinunciare al Consiglio regionale per diventare sindaco della sua cittadina, per cui penso che il suo attaccamento ad Arduino Aurisina sia molto elevato. Poi volevo dire un'altra cosa, che mi fa piacere che lei abbia fatto il cartaceo sui programmi di Arduino Aurisina. Io sono a Trieste, abito a Trieste, sono triestina, eccolo, perché non tutti lo fanno. È vero. Anche se non lo sanno, anche se non viene mai detto, io non ho uno smartphone, ho un cellulare e moltissimi anziani usano solamente il cellulare, per cui il cartaceo serve moltissimo per seguire i programmi e le manifestazioni che ci sono in città. Arrivederci e grazie signor Sindaco. Grazie Nivea, buona giornata. Insomma, tanti complimenti dalla signora e anche a cominciare proprio dal cartaceo, no, che abbiamo fatto vedere prima. Ci avete pensato anche a questo aspetto? Una fetta certo. della alla signora voglio insegnare la seconda parola, dice di conoscerne una, dobar dan, c'è anche il hvala, grazie. Hvala, grazie, danke, thank you. Sì, no, il cartaceo ha un costo, ma anche secondo noi è importante. Il digitale serve per aggiornarlo anche con tutte le cose che dicevo prima, i cambi data, i nuovi eventi, però il cartaceo serve, è bello da sfogliare perché non è banale, ha tante foto, ha tante informazioni. È distribuito in migliaia di copie in tutti i locali, ovunque si va a Arduino Aurisina, in ogni bar, in ogni chiosco più o meno si riesce a trovare. Se serve ne ristampiamo altri. È importante appunto la versione poi anche da quest'anno, la seconda versione tedesco-inglese per i nostri turisti. Sono certo, ecco, che il digitale serve, i giovani quasi non toccano più il cartaceo e stanno sempre sui smartphone, che non so se è cosa buona, ecco, perché anche i giornali di carta, ecco, e le riviste devono servire, come anche faccio fatica a leggere un romanzo su un tablet e preferisco ancora il romanzo di carta, anche in versione economica, ancora meglio, riporlo, metterci il segnalibro, farci qualche appunto se serve con la matita, quindi perché siamo vecchi, ecco, anche mia madre parla di com'era bello il mondo un tempo.
Ecco, serve tutto, e se la signora ha piacere, ecco, a Trieste non sono distribuiti perché non ce la faremo, ma se passa da Duino a Orisina, si ferma a prendere un caffè in qualsiasi bar, credo che una coppia la trova. La può avere magari per poter seguire uno certo. di questi, oppure passa in municipio e la trova lì. 120 appuntamenti circa, insomma, sì. di cui parlavamo prima. Allora c'è il signor Gianni che ci scrive e dice: una serena giornata alla dottoressa e al bravo sindaco di Aurisina. Siccome ho telefonato prima non lo faccio ora, visto che il signor sindaco ha parlato di libri, penso che conosceva il libro interessantissimo, il suo titolo è L'ultimo maggiordomo, che racconta la vita che si conduceva al castello di Duino. È una lettura piacevole poiché racconta una cena con l'attuale re d'Inghilterra con un finale interessante. Grazie Gianni per avercelo suggerito, lo conosceva questo libro? Sì, lo conosco, un bellissimo libro, è L'ultimo maggiordomo dell'ultimo vero principe, senza nulla togliere all'attuale, il principe Raimondo, che è il nonno dell'attuale principe Dimitri, col quale ho un buonissimo rapporto, e tra l'altro è al castello mediamente una volta al mese, una settimana al mese, e sta facendo grandi cose anche dal punto di vista del sviluppo turistico. Raimondo però era il principe della vecchia scuola, ha vissuto da principe, circondato da servitù, collaboratori, ha fatto tantissime opere di solidarietà, quindi sosteneva le associazioni, le famiglie, quindi un principe dal cuore aristocratico e buono, ed è rimasto nei cuori delle persone anche davvero come una grande personalità, il principe Raimondo. Però ecco, appunto l'ultimo maggiordomo ha pubblicato questo libro che traccia poi, oltre a quello che si legge nei testi storici, biografici, classici, traccia gli aspetti umani di vita quotidiana del castello. Ecco, non è l'unico testo che parla del castello e della vita del castello, però è un bellissimo testo che credo si trovi ancora anche in commercio. In commercio. Allora, c'è una telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei. Si può parlare con il sindaco? Sì, come no, è qui che l'ascolta. Sì? Sì, sì. Dobro jutro, gospod Župano. Dobro jutro. Si dice dobro jutro. Dobro jutro, sì. Buongiorno, buona mattina letteralmente. Volevo solo una cosa, che purtroppo abitando in centro a Sistiana ogni tanto si assiste. È possibile piazzare qualche vigile contro quei motociclisti che pensano di essere in un autodromo, non so, che scorazzano, superano la riga bianca? È una cosa indecente proprio. Capito, cioè troppa velocità e anche manovre un po' irregolari, insomma, da parte dei motociclisti, dice. E non solo, sì. Poi, e non solo. passare via farsi il segno della croce, non so. Capito. Allora chiede se è possibile mettere qualche vigile in più a controllare questo. Si può fare, sindaco? Grazie allora, intanto. Sì, di vigili ne abbiamo in pianta organica 8, siamo rimasti a 6, purtroppo abbiamo avuto la grande sfortuna in un anno scarso, sono venuti a mancare, sono morti 2 vigili per 2 terribili malattie, e stiamo cercando, adesso ne aggiungiamo uno estivo, ma cerchiamo di rimpinguare un po' la squadra. Con l'inizio dell'estate, tra l'altro, saranno operativi comunque 7 giorni su 7, anche la domenica, d'inverno solitamente la domenica non sono operativi, in 2 turni. Cercano di fare il possibile, ecco, per quel che riguarda le sanzioni hanno incrementato di tantissimo le sanzioni, che non significano nemmeno in questo caso far cassa, ma far rispettare le regole, che sia il mettere il disco orario per il parcheggio, anche dove è gratuito, ma il disco orario serve per far girare i parcheggi e far parcheggiare tutti, oppure rispettare i limiti, parcheggi in divieto di sosta, i tir che non devono, grazie a un'ordinanza proprio firmata dal sottoscritto, una mia ordinanza, i tir non possono passare per Duino o Orisina, tranne che non ci sia una deroga per qualche consegna eccezionale, e devono rimanere sull'autostrada. Un tempo uscivano e basta, no? Certo. C'erano grosse difficoltà e pericoli, anche perché è pericolosa la moto, ma è ancora più pericoloso un tir in tanti casi. Ecco, il problema lì insomma è stato risolto, no? Sì, però ecco, sulle moto cerchiamo di far rispettare i controlli, i limiti ci sono, a Sistiana Centro ci sono 4 passaggi pedonali nel solo centro,
Ci sono stati spesso anche incidenti, quindi c'è tanta gente che non rispetta, però non si può immaginare di avere un vigile H24 su ogni passaggio pedonale. Quindi i controlli si fanno, dobbiamo cercare di diventare più educati anche noi come motociclisti, automobilisti, anche come ciclisti, perché spesso anche i ciclisti non rispettano tutte le regole che vorremmo. Si fa, rassicuro il cittadino, il concittadino tra l'altro, mi dice di essere di Sistiana, che stiamo facendo il possibile e cercheremo di fare di più. Fra l'altro il problema proprio del traffico di attraversamento è sempre stato un problema che attanaglia, soprattutto d'estate, no? Sì, la gente ha sempre molta fretta, anche quando è in vacanza la gente ha fretta è faticoso fermarsi davanti alla striscia pedonale, dice si fermerà il prossimo, è meglio invece, vedendo anche da lontano una famiglia, un anziano, un qualcuno che deve attraversare, ci si ferma e si perdono quei 4-5 secondi. Assolutamente. Allora c'è un'altra telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, ho parlato prima con il sindaco, vorrei riparlare. Dica. Non ci sono soltanto gli abitanti che passano per quella strada, ma ci sono anche i turisti. Il pezzo di strada che va dalla rotonda fino a Sistiana Mare, c'è un traffico che non so se a Trieste nelle strade principali lo ha. Dunque va tutelato, magari con le colonnine che controllano i chilometri orari. Tipo l'autovelox. Capito. Mettere i semafori a chiamata per attraversare la strada, ancora così qualcuno passa. Capito, quindi questi suoi suggerimenti al sindaco. Sì, lo stiamo in parte facendo, diciamo su Sistiana Mare, io spero che oggi sia all'opera la squadra che deve sfalciare, che anche l'erba troppo alta sui bordi di strada, che è un dramma. Io ho incubi la notte in queste settimane per i ritardi che ci sono stati purtroppo per tanti motivi. Anche per il maltempo banalmente. Un po' il maltempo, un po' la difficoltà di trovare la ditta, c'erano dei ritardi nell'individuare, poi nell'affidare l'appalto, perché ci sono dei problemi anche lì. Abbiamo aggiunto delle ditte extra per interventi nelle scuole. Il problema è che abbiamo 18 frazioni, quando si parla di sfalcio, 18 frazioni e oltre 100 km di strade. Il tempo è quello e poi c'è stato tanto maltempo. Comunque cerchiamo di recuperare. Su Sistiana Mare e anche su altre viabilità stiamo rifacendo a breve la segnaletica orizzontale, quindi quella a terra, le strisce pedonali, le righe. Per quel che riguarda le colonnine, gli autovelox, queste cose, ci siamo dotati di nuovi strumenti, erano e sono ancora molto limitati per dei ricorsi che sono stati fatti a livello nazionale. Le prefetture avevano limitato l'uso di questi marchingegni, di questi strumenti, perché c'erano dei ricorsi legati all'omologazione dei misuratori di velocità. E quindi chi faceva poi ricorso vinceva il ricorso in quanto non era tutto omologato come dovrebbe. Anche a volte le leggi, le norme vanno a favorire chi ha l'interesse di non rispettare le regole. Succede anche questo, però stiamo cercando di recuperare anche lì, abbiamo preso nuovi strumenti, nuovi autovelox, immaginate delle colonnine fisse che già lampeggiando, anche non contenendo il misuratore, ma già lampeggiando la gente nel dubbio rallenta un po'. Sì. È vero, quindi ringrazio comunque il cittadino perché è vero, ci sono tanti nostri concittadini, ma d'estate poi c'è un incremento esponenziale di turisti che hanno tutti purtroppo troppa fretta. Allora, ci scrive Mauro Doberdan, volevo sapere dal signor Sindaco cosa pensa di Porto Piccolo in quanto luogo di possibile frequentazione soltanto da persone molto facoltose, visti i prezzi impossibili per le persone comuni. Un problema annoso, no? È vero, diciamo che una stanza nell'albergo a 5 stelle, mi diceva il direttore, viaggia sui quasi 700 euro a notte per 2 persone con prima colazione e fanno anche il pianone. Quindi c'è tanta gente che può permetterselo, però ecco, quel che dico io, non posso limitare i prezzi all'imprenditore privato, e poi Porto Piccolo in tanti lo immaginano come una frazione, ma è de facto un condominio con accesso privato, con vigilanza privata, e le attività che lì praticano, che offrono i propri prodotti e i propri servizi, sono attività imprenditoriali dove possiamo scegliere di non bere
la birra, il calice di vino o prendere la stanza che costa per noi troppo. L'importante è che ci sia un'alternativa. Ecco, a Duino Auresina abbiamo le piazzole che possono arrivare a prezzi a 120 euro al giorno anche, mi sembra che sia il massimo che si può pagare, ma si arriva anche per un residente a una piazzola, due sdraio con ombrellone a Castereggio a 13 euro a giornata, che è un prezzo assolutamente basso. Mi sembra che sia 20 euro per non residente, che è comunque molto limitato. Poi si paga il doppio e il doppio o il triplo ancora. Ci sono anche tratti di spiaggia libera, si può decidere di bere un bicchiere in osmizza a 1 euro e si può bere il bicchiere a 15 euro a Calice, a Portopiccolo anche, e non solo. Quindi c'è la scelta e mi rendo conto che nemmeno io me li permetto. Diciamo che io una stanza a 700 euro notte non l'ho mai pagata in vita mia e probabilmente mai lo farò. Perché ho una famiglia con 3 bambini, poi se siamo in 5 entrare in strutture di quel tipo mi costa qualche migliaio di euro a notte. Con famiglie numerose diventa ancora più pesante. Però ecco, sì, capisco, però è un'offerta che è legata a un certo tipo di turisti che hanno piacere di trovare anche quel tipo di servizi. Poi magari apprezzano molto, stanno nella stanza a 700 euro e li ritrovi in osmizza che non possono smettere di meravigliarsi di quanto buono è il prodotto e quanto costi poco. Anche se anche le osmizze negli anni hanno incrementato poi i prezzi, sono passati, bisogna mangiare pancetta e formaggio e svino sfuso per cercare di non spendere un capitale. Rimangono comunque abbastanza abbordabili. Allora grazie al sindaco di Duino Auresina, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie a voi e a presto. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata.